Salve a tutti, sono Maria Stella Donà, adesso fra un po' ci inquadreranno, eccoci qua, vedete accanto a me partecipazione speciale di Tullio Cardona, anima, cuore, Sì, mente un po' storto perché siamo in situazione... Vi spieghiamo la logistica. Allora siamo sul balcone Sì. di Palazzo Testa, il palazzo sotto il quale arriverà il corteo acqueo, e quindi questo balcone purtroppo è stretto e quindi purtroppo siamo costretti a stare, purtroppo e per fortuna, Tullio, tocca vero? arrangiarci. Vicini, San Valentino è appena passato, ma insomma dai, Vabbè, dai. innamorati, dai. Senti, Tullio... La bionda e il pelato. Ecco. Non possiamo fare una bella No, coppia. dai. Allora, in questo momento voi vedete che stanno passando qui lungo il Canal Grande le colombine, si è appena conclusa la regata delle colombine sui gondolini, seconda edizione, momento straordinario perché le donne sui gondolini non si erano mai viste, non si sarebbero mai viste senza questa manifestazione, giusto Esatto, Tullio? esatto, è una barca esclusivamente maschile, è stata fino a 2 anni fa appunto, che veniva estratta dai cantieri comunali solo in occasione della regata storica. Viene chiamata la Ferrari della laguna, appunto il gondolino piccolo filante, somigliante ad una gondola, serve proprio per il top della regata storica con i campioni che si danno battaglia sul Canal Grande. Da 2 anni invece il gondolino viene utilizzato anche per questa regata a cronometro delle donne, e diciamo le donne se le sono ben meritata questa regata e questa barca, perché ormai hanno una tecnica, una malizia da un punto di vista buono ovviamente, che vuol dire esperienza di laguna, davvero uguali ai maschi, non c'è differenza. Vederle vogare, le più brave, è una poesia per chi ama la voga alla veneta. Certo, io ricordo che anche durante le cronache che facciamo della regata storica vengono fuori i ricordi dei veneziani che dicono: ma io veramente le donne le ho sempre viste vogare, e anzi era bello vederle vogare perché erano un po' inclinate, si vedevano un po' le curve, era bello, dicevano i veneziani, però il gondolino quello non lo mollavano, no? Perché era un po' il simbolo della mascolinità veneziana. Sì, esatto, no? della tradizione, poi sai, le tradizioni valgono fino a quando esistono i presupposti che li hanno fatti nascere. Le donne una volta vogavano, e vogavano di brutto, come si dice, perché portavano i prodotti dell'orto in giro alla vendita, quindi da Sant'Erasmo, da Pellestrina, da San Piero in Volta arrivavano con queste barche, con le caorline soprattutto, e quindi vogavano per lavoro. Vederle vogare adesso per tempo libero, chiamiamo, il movimento femminile è davvero cresciuto in questi anni e anche tecnicamente sono bellissime da vedere. Sì, hanno un bel fisico sodo, tra l'altro appunto vogare fa bene, diciamolo anche ai ragazzi, perché ci sono più le generazioni, diciamo sui 30-40 anni tra le donne che stanno puntando, più che le ragazze giovani, no? Sì, beh, ma un po' tutti, perché adesso la voga viene insegnata nelle scuole anche, con fatica si cerca sempre di più, ma insomma Sì. viene insegnata a livello scolastico, Sì. e quindi molte persone si appassionano. Certo, senti, ricordiamo intanto le donne che hanno partecipato a questa gara, che sono tra l'altro le migliori vogatrici veneziane, Manca no? le più grandi, la Romina Ardite e Anna Mao, ma per il resto tutte le altre allora ci facciamo sono. l'elenco, forse poi riusciamo anche ad avere qui su questo balcone Sì. la Gloria Rogliani, che è appunto... Ci ha promesso di venire. Ecco, quindi. racconta un po' chi è questa donna, insomma mitica. Gloria no? Rogliani è stata una grande regattante, pur non essendo regina del remo, cioè sono regine del remo quelle regattanti che hanno vinto 5 regate storiche consecutive. Lei comunque ne ha vinte moltissime, ha preso tante bandiere rosse ed è adesso un insegnante di voga, fa camp, fa conoscere la laguna, ed è una grande promotrice ed è la presidente dell'associazione regattanti. E soprattutto insegna ai bambini, questo è bello, insegna no? ai bambini, certo. Ecco, certo. allora Gloria Rogliani era assieme con Camilla Conte, poi c'era Silvia Scaramuzza ed Erika Zane, poi c'era Magda Tagliapietra e Sofia Daloia, Elena Costantini ed Elisa Costantini, insomma questo cognome ci ricorda le Marie. Certo, Elisa è la Maria dell'anno di 2 anni fa. Ecco, e quindi è una dimostrazione che si può
avere un fisico fantastico certo. facendo Tra appunto questo sport. Dicono che sia la regattante e lei è di Burano che si allena di più, che è Ecco. sempre in barca. Elisa. Ma infatti io mi ricordo quando l'abbiamo intervistata che diceva sempre alla Voga io la odiavo all'inizio, adesso è la mia passione e non la mollo. Vabbè. Poi Mary Jane Caporal e Angelina e anche Angelica. Mary Jane Caporal è una scuola soprattutto per stranieri. Ecco. Stranieri che vengono qui a visitare Venezia, che accolgono Venezia anche nella sua parte più specifica che è quella della Voga. E poi lei stessa è straniera, no? Sì, è straniera, si è innamorata di Venezia, è uno dei tanti stranieri che sono stati adottati dalla città o forse sono stati loro ad adottare la città, non si è capito. È la storia di Venezia, in fondo se pensi, non so, a Elenio Herrera piuttosto di Stravinsky, insomma tutti grandissimi personaggi i quali hanno scelto poi di adottare Venezia e sono stati adottati essi stessi da Venezia. Sì, certo, per non parlare poi di personaggi, per esempio anche Byron, per esempio, anche Byron, certo. Byron addirittura frequentava l'isola degli Armeni, insomma davvero di personaggi. Vabbè, e comunque Mary Jane Caporal faceva coppia con Angelica Villegas. Alban, che viene da Sant'Erasmo, dà un cognome un po' spagnoleggiante così, però insomma poi Anna Sant'Erasmina. Ecco, poi Anna Campagnari, Marta Signorelli. Ecco, Anna Campagnari, un'altra campionessa al pari di Gloria Rogliani, ha vinto moltissimo anche lei ed è tanti anni, lei è ancora giovane per carità di Dio, però è tanti anni che è in barca. Tra l'altro è la mamma di Elena Almansi, che anche lei fa la regata questa dei gondolini. Ok, poi Giuseppina Busetto e Maria Memo. Elena Almansi e Romina Catanzaro. Elena Almansi che è la figlia. Poi Luigina D'Avanzo e Cristina Montin. Sì, altra bella. Questi sono, ripeto, gli equipaggi che insieme a Romina Ardita e Anna Mao danno vita a tutte le regate comunali che per le donne di solito avvengono in Mascareta o in Puparino. Quelle sono le loro barche. Ecco. Solo qui per Carnevale sono in gondolino. In gondolino, ok. Senti, abbiamo esaurito questa cosa delle donne, fra 10 minuti dovrebbe partire il corteo e se vogliamo continuare a parlare di donne è emersa questa notizia che all'inizio era tenuto top secret, cioè il nome dell'aquila che volerà dal campanile è Arianna Fontana, una pattinatrice di ghiaccio, sul ghiaccio, è una campionessa olimpionica, ha vinto oro, argento e bronzo alle ultime Olimpiadi, sta aspettando l'autorizzazione della Federazione Italiana Sport Invernali, ma insomma dovrebbe essere quasi certo che sarà lei l'aquila che volerà dal campanile. Insomma, ecco, quindi donne. È una bella cosa. Una bella cosa. Diciamo che le donne ormai non hanno nulla a livello sportivo da invidiare ad un uomo. Poi io ho una mia teoria ma personale, quindi non voglio assolutamente generalizzare. Sì. Una bella partita di pallacanestro fra donne e una bella partita di tennis io la godo di più perché avendo dei movimenti leggermente più lenti io posso godere il gesto tecnico, mentre i maschi sono molto veloci, per esempio a pallacanestro, quindi la delizia di certi movimenti, di certe cose accurate di quella specifica disciplina magari ti scappano. Senti, torniamo a parlare del carnevale, no? Intanto vediamo che le rive sono assiepate perché poi noi siamo nel cuore del carnevale popolare, questo è l'unico vero momento autentico del carnevale di Venezia perché è vissuto dalla gente. Qui sotto stanno già preparando, gli esercenti pubblici stanno già preparando il famoso banco con tutti i cicchetti, baccalà mantecato, bigoli in salsa, tutte le nostre specialità fantastiche. Nasce così una ventina d'anni fa tra l'AEP, appunto l'Associazione degli Esercenti Veneziani, e la società sportiva alvisiana, che insomma dei personaggi con Gino Punta era come il povero Gianni Deste, che insieme insomma hanno deciso di iniziare questa festa perché c'era bisogno di qualcosa di veramente veneziano. Se no diventava anche il carnevale turistico, tutto rivolto a San Marco, molto pesante.
Allora hanno detto facciamo una cosa proprio soltanto per i veneziani, con l'offerta di cibo particolare veneziano, specialità veneziane. Bigo di salsa, sardine saor, seppie in umido, tutto quanto eccetera. E quindi ha avuto molto successo. Risotto di pesce. Risotto. Ha avuto molto successo. Abbiamo fame. Abbiamo tempo ancora. Ha avuto molto successo questa iniziativa, tanto da essere scelta poi dall'amministrazione d'Avela per inaugurare proprio il carnevale. Ieri c'è stata la prima parte con questa sfilata lungo qui, Rio di Cannareggio, unirica, un sogno di luci, di barche che avevano delle figure fantastiche, ed oggi la seconda parte proprio con il corteo acqueo, la regata delle donne e l'apertura dei cicchetti, dei banchi, dove gratuitamente, questo è importante, quasi tutti gli esercenti, i ristoratori e anche i pastifici di Venezia donano il cibo veneziano. Diciamo un'altra cosa fondamentale: il Canal Grande è bellissimo, ricordiamo la regata storica, come si vede, come è bella, però ha pochissimi affacci, è molto sfortunato da un punto di vista spettacolare vero e proprio. Cannareggio invece, Rio di Cannareggio, è uno spazio scenico naturale, perché fra due fondamenta dove sono assiepate, dove la gente è assiepata, e quindi diventa il palcoscenico ideale, quindi è un posto meraviglioso. È un posto meraviglioso, certo, ma poi appunto è forse la zona anche più vissuta dai veneziani, perché ci sono interi sestieri quasi disabitati. È molto popolare, diciamo che è molto popolare, quindi è molto viva. Ecco. Ci siamo dimenticati di parlare dei dolci, perché Galani, frittelle, le famose fritto veneziane e anche i baicoli, perché anche i baicoli sono considerati dei dolci del carnevale, no? Certo, anche i baicoli. Sì. Anche se magari appunto Goldoni ne parla molto dei baicoli che venivano intinti nei passito, nel liquore, nelle osterie, nelle locande, no? Ecco, però insomma sono un po' così. Insomma, anche nella bottega del caffè credo ci siano proprio no, e quindi eccetera. Vabbè, senti, diciamo un po' di numeri, per esempio per il corteo acqueo che sta cominciando ormai. Ecco, visto che siamo proprio fuori dal balcone, siamo come un balcone, diamo i numeri pure. Diamo i numeri, sì, anche perché qui in questo momento non sta passando nessuno, quindi queste persone che sono qui assiepate in realtà dovranno aspettare per un bel po', diciamo una mezz'oretta circa prima che arrivi il corteo. Il corteo parte da Punta della Dogana con un alzaremi. Passa per Rialto e ci sarà un altro alzaremi e poi arriverà finalmente qui. Sono 120 barche, 700 vogatori e soprattutto, non l'abbiamo detto ma lo lascio dire a te, è conosciuto come il corteo della Pantegana, no? Sì, la Pantegana è stata un'invenzione particolare. 10 anni fa ero nel locale del Gino Punter dell'AEP insieme al povero Gianni Deste, insieme abbiamo parlato di cosa si poteva fare a livello creativo. È venuto fuori, ho pensato che se dal campanile si calava all'epoca, 10 anni fa, una principessa, la regina di Cannareggio era la Pantegana, quindi ho lanciato quest'idea. Da lì è nata questi 3 anni improntati, diciamo, sulla Pantegana. Poi adesso c'è solo il simbolo della Pantegana, non c'è più la festa vera e propria della Pantegana, rimane la festa veneziana. Sì, ecco, perché la cosa bella del Carnevale di Venezia è proprio questa, che è nata come sfottò, come presa in giro, come Venezia grande in tantissime cose, ha detto ai poveri, ai popolani, ha detto è la vostra occasione per prendere in giro i ricchi. È nato così, no? È nato così, ma d'altronde l'ironia fa parte del carattere veneziano, la presa in giro, la satira, e quindi è stato un po' tutta una presa in giro, credo abbastanza intelligente, ecco, la Pantegana come regina del Carnevale in un riunione popolare. A San Marco invece che è tutto allora appunto. Vanno bene le principesse, le regine, eccetera. Quindi questo Carnevale moderno, perché quest'anno, ricordiamolo, è l'anno dei numeri tondi, 40° anniversario del Carnevale moderno, 20° anniversario delle Marie, insomma questo Carnevale tutto sommato riprende la vecchia tradizione. Certo, inventato all'epoca dal sindaco Mario Rigo, ecco, perché si voleva soprattutto
che gli alberghi non rimanessero vuoti in inverno. Per allungare Figurati, la stagione. quindi in 40 quindi, anni come sono cambiate le certo. cose, adesso abbiamo 30 milioni di turisti. 40 anni fa invece si andava in cerca del turista perché d'inverno non c'era. E quindi Mario Rigo insieme ad altri decisero di creare questa festa che fu acquisita poi dalla Biennale con Scaparro e nacque il primo carnevale, si chiamava Del Teatro, perché tutti i teatri di Venezia lavoravano contemporaneamente. Certo, e tra l'altro io pochi giorni fa parlavo con Maurizio Crovato che mi raccontava, anche lui giornalista, lo conoscerete senz'altro, famosissimo insomma per la RAI, adesso è in pensione ed è consigliere comunale, mi diceva quell'anno che hanno cominciato col carnevale a Venezia ci hanno chiamato, ha detto hanno chiamato un po' di veneziani perché all'epoca andavamo soltanto a Murano a fare un po' di festa e ci hanno detto facciamo qualcosa anche a Venezia e dopo da lì è cresciuto e devo dire che non si è mai fermato perché adesso sta addirittura arricchendosi di contenuti culturali importanti perché c'è una ricostruzione filologica del carnevale, quindi secondo me è migliorato in questi 40 anni, non è tornato indietro, no? Certo, ma bisogna fare così. Specialmente se tu pensi a questa festa che è stata raddoppiata, la festa di oggi, no? C'è stata ieri, è stata oggi. Continuo a dire che le tradizioni devono essere mantenute se ci sono le condizioni che le hanno fatte nascere, oppure devono leggermente trasformarsi ed aggiornarsi. Così è stato fatto per questa manifestazione della festa veneziana sull'acqua, così anche altre feste che devono... quella un po' ferma ancora è la regata storica, che per chi la vede per la prima volta dice che bello spettacolo sempre, perché comunque su Cana Grande queste barche storiche è uno spettacolo meraviglioso. Per chi invece l'ha vista varie volte dice ormai è stantia. Giovanni Giusto, che è il consigliere delegato delle tradizioni, aveva in mente di cambiare, di variare qualcosa, però poi ci si scontra sempre con i soldi, con la pecunia, perché laddove mancano i soldi è molto difficile inventarsi qualcos'altro. Certo. Senti, io qui mi sono un po' documentata e ho letto che le prime tracce storiche del carnevale iniziano addirittura nell'anno 1094, quindi siamo proprio agli albori, quando il doge in carica, Vitale Falliere, aveva deciso che nel periodo della Quaresima praticamente si cominciasse, prima della Quaresima si cominciasse con il carnevale. Quindi insomma davvero, e poi ci sono stati dei carnevali per esempio straordinari come quello del 1571. E là sono entrate però in gioco le compagnie de calza, che erano formate da figli di nobili, i quali quando si mettevano loro a far feste erano feste davvero incredibili, tanto che loro per esempio erano anche letterati, i quali mettevano in scena delle commedie, costruivano un teatro addirittura, rappresentavano questa commedia e poi il teatro rimaneva lì. Addirittura si e questo forse è il teatro. motivo per cui Venezia è piena di teatri. È piena di teatri che adesso sono rimasti nel ricordo soltanto. Certo. Passiamo da una parte e troviamo corte del teatro, calle del teatro, quindi teatri sì, ce n'erano tanti, adesso sono rimasti molto pochi. No, magari ce ne sono e sono nascosti, sono chiusi al pubblico, sono in decadimento. Forse no? qualcuno sì. D'altronde le normative poi per l'incolumità pubblica sono talmente tante che adesso rifare un teatro non è molto semplice. Non è semplice, infatti. Comunque insomma la cosa interessante è che da festa popolare poi è diventata di nuovo una festa di nobili, cioè i nobili si sono riappropriati di questo carnevale, però va anche detto che il carnevale veneziano, così gli stimatori ne parlano in questo modo, dicono che è una grande festa democratica, forse la più grande del mondo, perché per l'epoca in cui le caste erano proprio divise in modo molto, molto radicale, molto, molto netto, in quel giorno lì tutti potevano scambiarsi i ruoli, quindi uno poteva mettersi una bella maschera, una cameriera poteva mettersi una bella maschera e passare per la sua padrona e viceversa, e quindi e non è che in quel momento in Europa tutti fossero in questo spirito, no? Era uno spirito proprio solo veneziano. Non lo so, chi lo sa com'era da altre parti. Noi in quel periodo abbiamo insegnato cultura, civiltà al mondo intero, il mondo conosciuto che chiaramente era l'Europa. Per cui qui c'era la civiltà vera e propria, insomma. Aretino quando viene a Venezia all'inizio del Cinquecento
rimane stupefatto e dice cos'è sta roba, mai visto, addirittura lui va a Rialto e dice mai visto tanti alimenti, tante merci, non ho mai visto in nessuna città così tanta roba e poi opulenza, ori, argenti, eccetera, eccetera. E per cui da qui nascono tante cose, nasce anche il teatro moderno, inutile che poi ti sta dire adesso annoiare con tecniche comunque sia teatrali, ma qui nasce il teatro moderno, qui la musica degli archi diventa incredibile e viene insegnata nel mondo, qui la pittura in tutte le arti e tutti i codici espressivi di ciò che si chiama cultura andava a 1000 per per usare la terminologia attuale. Nel 500 con Pietro Bembo addirittura si è cominciato a parlare di stampa, insomma, no? Assolutamente ecco, sì. Quindi davvero tantissime cose sono partite. Il mappamondo è nato qui da alcuni frati che l'hanno costruito. Beh, d'altra parte quando c'è fermento nascono tutte le cose, insomma. Ecco, io posso dire una cosa che secondo me, cioè più che nobile, Venezia è sempre stata una città di mercanti. Secondo me è stata il suo vantaggio, no? Cioè, anzi, la decadenza è cominciata proprio quando i nobili hanno cominciato a comportarsi da nobili, cioè a vivere di rendita, non fare più nulla. Sono stati i mercanti che hanno dato la molla alla città, no? Ma probabilmente sì. Sai, dalla Francia alla fine del Settecento venivano anche dei segnali particolari, quindi forse è stato di tutto un po', insomma. Abbiamo i Barnabotti, cioè i nobili decaduti che sono finiti, erano nel sestiere di San Barnaba, in vicino al campo San Barnaba, e si radunavano lì, abitavano lì, erano nobili appunto che non c'erano più un soldo. Sì, certo. Perché poi un conto è la nobiltà, un conto sono i soldi. Pierlavisa Zorzi, il mio caro amico nobile, Zorzi, mi dice comunque che se tu mercante avevi soldi ti compravi anche il titolo nobile. Quindi, insomma, è avvenuto un po' sempre. Quindi l'economia vinceva ancora, se lì non era novità. Voglio dire, in Europa i nobili venivano nominati nobili dopo aver vinto delle battaglie in guerra, quindi dopo aver ucciso. Certo, qui siamo poi vicino al Ponte delle Guglie. Ecco. E le guglie era un'onorificenza che veniva data dalla Serenissima, per cui l'ammiraglio sopra il tetto di casa sua poteva mettere 2 guglie. Allora la gente che veniva a Venezia diceva lì abitava o ci sono gli eredi di un grande ammiraglio della Serenissima. Ecco, appunto, no? Cioè, è militare l'origine della nobiltà un po' in tutto il mondo, quindi c'è poco di nobile tutto sommato in fondo, cioè c'è la nobiltà di aver combattuto certo. Di fronte, affrontando il proprio nemico senza problemi, però c'è anche il rovescio della medaglia che erano persone tutto sommato che avevano conosciuto la violenza, no? Sì, e quindi noi abbiamo l'idea del nobile che fa il baciamano, che si veste ma il bene. nobile era anche quello che manteneva la laguna. La laguna non c'è niente di più artificiale. Uno dice che la laguna è un elemento naturale di Venezia. No, i veneziani ci hanno sempre messo le mani, perché quando veniva interrata liberavano dalla terra, quando invece veniva invasa troppa dal mare veniva occlusa le bocche di porto in maniera di cercare che le barene non affondassero, non venissero invase dall'acqua. Quindi hanno deviato fiumi, hanno chiuso fiumi, quindi, insomma diciamo che è un elemento assolutamente antropico, come si dice, dove l'uomo ci ha messo sempre mano. Senti, abbiamo anche le immagini del corteo, mi dicono, eccole qua, sì, le vediamo, vediamo anche, vedete, le immagini sono riprese dalla barca dei fotoreporter, barca che è stata assegnata appunto da Vela, che è l'organizzatrice dell'evento, lo ricordiamo, e appunto come vedete da questa barca di vedere il corteo. Noi naturalmente siamo qui a Palazzo Testa, però appunto abbiamo la possibilità con un collegamento di vedere quello che sta accadendo appunto della dogana. Mi pare che ancora comunque, ecco adesso vedo che sono ancora tutti fermi, quindi ancora non sono partiti, organizzando. Si stanno organizzando.
Qui ogni remiera mette in campo, anzi in acqua, mette in acqua ciò che ha di meglio. Di solito ogni remiera ha la barca ammiraglia. La barca ammiraglia è una grandissima gondola, di solito remata a più remi, quindi si chiama diesona, 10 remi, dodesona, 12 remi, fino alla disdotona, che è enorme, 18, pensa 18 remi. Cioè. Quindi queste sono le grandi ammiraglie delle associazioni remiere, che nascono come funghi dopo la Vogalonga. Vogalonga, una invenzione della famiglia Rosa Salva e di altri amici come Delfo Timperger, come altri del gruppo appunto dei Rosa Salva, e nasce più di 40 anni fa ed incredibilmente prende un piede incredibile, viene conosciuta in tutto il mondo, ma soprattutto fa nascere e rinascere a Venezia quei mestieri antichi che si erano un po' persi, proprio come il maestro d'ascia, proprio come la barca, coloro, gli artefici che facevano le barche tipiche veneziane, i remeri, gli indoradori, insomma, e nascono moltissime associazioni remiere che raccolgono appunto barche e persone che hanno voglia di fare convivio insieme, di aggregarsi e di essere insieme nella stessa remiera. Quindi ci sono remiere che hanno anche 1500 persone. Anche a Mestre ce ne sono, specialmente a San Giuliano, Voga Veneta Mestre, la Canottieri Mestre, e anche qui a Venezia ce ne sono moltissimi. No, anzi direi che forse è sempre più, si sta sempre più sviluppando il polo nautico di San Giuliano, perché i veneziani stanno lasciando ormai sempre più Venezia e quindi si ritrovano a Mestre, ma non rinunciano al loro legame con il mare, no? E quindi San Giuliano diventa un po' il punto di collegamento. Dovrebbe essere lo sfogo sportivo di coloro che abitano in terraferma verso il mare. D'altra parte viene chiamato un waterfront, è il waterfront di Venezia. E ti dirò una cosa, io abito qui, proprio in Rio di Cannareggio, e ogni mattina arrivano 2 barche a remi da Mestre, da San Giuliano, di persone anziane, vanno a Rialto, comprano il pesce, quello che è, si bevono l'ombretta in compagnia e ritornano a Mestre. E ogni mattina questi meravigliosi, io li chiamo vecchietti, non sono vecchietti, coetanei miei in pratica, che fanno questa attività sportiva bellissima, unendo tutta la tradizione, bevendosi il loro bicchiere di vino e facendo le spese al mercato di Rialto. Beh, sono da invidiare, certo hanno anche tempo, Sono pensionati. Sì, quindi... ecco, appunto. Ecco, ma infatti la cosa bella di Venezia è proprio questa, che è una città dove un po' perché sei costretto a camminare, un po' perché sei costretto, se ti piace, insomma, andare in barca, di fatto mantieni il fisico ben in forma. Assolutamente, no? Sì, e poi ti dirò un'altra cosa che non molte persone sanno. Allora, se consideriamo la voga alla Veneta uno sport vero e proprio, è l'unico sport in cui l'anziano batte il giovane. Dai. Sì, perché non ci vuole soltanto muscoli, ma ci vuole tanta esperienza, tanta tecnica, tanta abilità, e quindi il vecchio può ancora battere il giovane. Ecco, questo è interessante. Senti, appunto, parlavamo prima del carnevale, ti stavo dicendo che il carnevale importantissimo è stato quello del 1571, perché volevano simboleggiare la battaglia di Lepanto, che è stato un momento fondamentale per Venezia, la grande paura dell'avanzata dei turchi, no? Insomma, una situazione è stato uno spartiacque storico. Sì, devo dire. Poi c'è stato un altro grande carnevale nel 1664 con una grandiosa festa in maschera e pompose sfilate per le nozze in casa Cornaro, e poi, e questa è la cosa interessante, nel 1679 il duca di Mantova ha organizzato un corteo con indiani, turchi e lottatori di colore che sfidarono 6 mostri. Questo cosa significa? Significa che Venezia comincia a contagiare il mondo con il carnevale, esatto? Sì, certo, però io non cercherei tante poi motivazioni o cose occulte quasi, no? Io una volta il mio gran professore, che ricordo con piacere, che mi ha insegnato moltissimo, Giovanni Calendoli di Padova, un giorno gli feci tutto, una mezz'ora parlai solo io, spiegandogli che la bauta
cosa sta bauta, quindi questo significato nascosto, questa cosa neutra, questo simbolo di morte. E lui, questo vecchio professore, dice: guarda che Tullio, la bauta veniva messa per non farsi riconoscere, per fare l'amore in maniera tranquilla e non riconosciuti, quindi di andare ovunque. Allora c'è una grande componente sessuale proprio, certo. erotica, dove la carne, adesso non voglio dire carne valem come altri, c'è un po' uno scherzo, carnem valem, ma diciamo che insomma la parte erotica contava moltissimo a Venezia. Lo dico per chi non lo sa, ma credo che siano in pochi a non saperlo, che la bauta non è una maschera, ma è un insieme, diciamo, di cose. No? La bauta è la maschera e il tricorno e il mantello. Certo. Con maschera, tricorno e mantello, di fatto sotto poteva esserci un uomo, una donna, un aitante personaggio, una persona gobba, poteva esserci di tutto e di più, no? Una donna prosperosa, una donna brutta, era il bello del carnevale, no? Scoprirsi era poi... una buona parte del carnevale, anche perché questa è storia, i conventi venivano aperti proprio per carnevale. Sì. Quindi le suore potevano ricevere visite, eccetera, eccetera. Beh, ci sono dei conventi che erano aperti anche durante l'anno, però. Perché proprio il tuo amico Elvise Zorzi ha scritto un bellissimo libro in cui racconta la storia di una monaca che era stata imprigionata perché erano monache costrette a diventare monache per evitare di spezzare il patrimonio familiare. E lei non aveva mai, la storia di questa monaca che ha descritto Elvise Zorzi, lei non aveva mai accettato di diventare suora e l'avevano rinchiusa nelle segrete, l'avevano frustata, ne avevano fatto. E quando poi finalmente è riuscita a salire nel piano nella sala ricevimento, riceveva ambasciatori, riceveva diplomatici, si divertiva tutto l'anno. Sì. Comunque sai, per esempio la monaca di Monza, più vicina diciamo alla gente, nel senso che quasi tutti l'hanno studiata, la monaca di Monza ha proprio questa storia e questo senso, insomma, di non accettare o di accettare di malavoglia una sorte avversa. Comunque insomma dai, l'erotismo ha grande parte. No, ecco, la cosa secondo me carina era che pur essendo costrette queste donne appunto a non scegliere di fatto la loro vita e diventare suore, poi comunque la Serenissima chiudeva un occhio, diciamo, ecco, no? Sì, anche sulla prostituzione chiudeva due occhi. Beh, la prostituzione che però da una parte, era sempre un mercato, perché sì, ma da una parte la combatteva, la aborriva, c'erano delle leggi contro le meretrici, dall'altra parte le meretrici erano delle spie della Serenissima, qui andavano benissimo perché loro conoscevano poi tutti quanti. Una persona che arrivava a Venezia di solito andava subito con le meretrici e quindi loro venivano a sapere chi cavolo era venuto a Venezia. Dai, ecco, questa non la sapevo. Io sapevo, perché avevo letto un libro di Livio Turci, che è un docente universitario che ha ricostruito un po' la storia delle galee veneziane, e che le prostitute venivano mandate anche a solazzare, diciamo, gli schiavi che erano legati al posto in cui dovevano vogare. No, questa non la so. Ecco, c'era in questo libro questa cosa, perché comunque la Serenissima si poneva il problema anche di, nonostante fossero schiavi, nonostante fossero legati al loro posto, comunque in qualche modo si preoccupava anche di loro. Quindi, no, insomma... io più che altro sapevo di questo spionaggio. Quindi era, insomma, io aiuto la Serenissima non disturba troppo il mio lavoro. Tra l'altro proprio in questo carnevale debutta, ce ne ha parlato Giovanni Giusto in conferenza stampa, adesso magari vediamo se riusciamo a collegarci con lui così ci racconta, debutta questa nuova, questa figura del gendarme, no? Del gendarme che si veste di nero e che di sera controllava l'ordine pubblico a Venezia. Sì, in barca a remi, di solito fino all'800 si muovevano i vigili urbani in barca con delle speciali imbarcazioni molto veloci appunto per raggiungere chi scappava, e c'era questo controllo molto ferreo con i ferali, cioè con le lanterne. Sì, senti, un'altra cosa, c'è per esempio la moretta, la conosci? È una maschera, è una maschera che usavano le donne che andavano a far visita alle monache, è tutta di pizzo. Sì,
però viene tenuta da uno spessore, no, che si infila in bocca, Sì. quindi è anche stassita, perché con la moretta addosso le donne non potevano parlare perché dovevano tenere la maschera. Ed era un modo per farle stare zitte, insomma, Sì. dovevano solo mostrarsi. Sì, la moretta diciamo che ha questo significato. Senti, ma c'è questo... il veneziano è maschilista secondo te storicamente? Perché Venezia sembra quasi una città costruita grazie alla creatività delle donne, no? Perché le perle per esempio, le perle veneziane, in genere tutti i vasi, i vetri veneziani, gli stucchi, le dorature, no? C'è qualcosa, c'è una componente femminile secondo te? Ma secondo me sì, era maschilista come tutta l'Europa era maschilista. Però diciamo che qui alle donne veniva dato molto onore, veniva riconosciuto il ruolo delle donne sia nella famiglia che nel lavoro. Però non potevano fare le imprenditrici, ho saputo recentemente che la prima imprenditrice donna è nata nel 1500 ma era la figlia di un vetraio muranese e siccome era stata riconosciuta appunto come... Già all'epoca le deroghe esistevano. Esisteva. E comunque insomma le donne hanno sempre in qualche modo controllato la famiglia veneziana, sì, certo. attraverso il marito, no? C'è un po' è un po' un impianto matriarcale quello che c'è a Venezia, o no? Beh, certo, secondo come te? dappertutto, dai, in fondo. Scusami se ti abbraccio, sì, ma ormai comincia a farmi male la schiena, siamo abbarbicati in una maniera quasi indegna. Senti, c'è un'altra maschera di cui non abbiamo parlato, quello del medico della peste. Ah, il cerusico. Sì, che non c'entra nulla col carnevale, però di fatto il carnevale moderno l'ha in qualche modo recuperata, sì, no? Sì, ecco. sì. C'è questo nasone lunghissimo che dava la distanza che il medico doveva tenere dal paziente per evitare di essere contagiato. Sì. Quindi il nasone lungo così non è un orpello, ma è proprio la distanza dal paziente. Sì. Poi addirittura all'interno del nasone mettevano delle spezie, degli aromi, no? Perché soprattutto nelle isole della Barena ci sono degli antibiotici naturali, delle erbe che bruciate sono benefiche. E quindi c'è il tarassaco per esempio e altre erbe che sono salubri, quindi venivano bruciate proprio e c'erano dei sulfumigi, dei fumenti come si dice, le persone respiravano, ne traevano beneficio. Quindi non era solo così credenza popolare, no, insomma, no. Cioè avevano una funzione, per quanto non potessero scacciare la peste, insomma, ci voleva ben altro. No, cercarono di tutto, per esempio c'è un pezzo, adesso non so chi lo scrisse, sono un medico, ma veniva consigliato di bere 2 ditti della propria orina alla mattina colta a mezzo dall'urinale ed evitare il coito. E dicono altro rimedio non vedesi per placare l'ira acerrima del gran motor dei secoli, per placare la morte e la peste. Beh, insomma, quindi davvero sei una miniera d'oro di informazioni, Tullio. Senti, vediamo a che punto è il corteo, vediamo se riusciamo a vedere se... Eccolo qua, sono già partiti? Mi pare di sì. Tu riesci a vederli? Eccoli là, sono partiti. Eccoli là, sì, sono partiti. Allora, cominciamo a parlare delle barche, cosa dici? Hanno lasciato, sì, ti dicevo, allora le barche abbiamo soprattutto, le riconoscerete, le quattordesone, le dodesona, le barche, le ammiraglie, no? Per esempio la San Pierota c'è. Ecco, San Pierota erano delle barche da lavoro che andavano anche a vela, che venivano costruite all'inizio a San Piero in Volta, insomma. Perché le barche, diciamo, venivano divise in... Eccola qua, questa che barca è? Questa è una caorlina. Una caorlina. Venivano divise in barca da lavoro o barche per spostarsi e basta. Per spostarsi. Insomma, ecco. La caorlina è una tipica... Queste sono caorline. La caorlina è una grande barca, È una grande barca avvocata da 6 persone, non andava a vela, non era prevista la vela, appunto a 6 remi. Figurati che in certi posti della laguna univano 2 caorline in maniera da aumentare il piano e mettevano le erbe a essiccare, che diventavano poi fieno per gli animali, e queste 2 caorline affiancate venivano
appunto remate o mettevano anche una piccola vela in maniera di portare tutto il carico di questo, perché diventava altissimo questo covone, no? Molto alto, di erbe veneziane di fieno. Comunque le caorline, esistono vari tipi di caorline, no? Cioè dalla caorlina originaria ne sono nate la caorlina è sempre caorlina, insomma, non è che cambia, che è cambiato molto. Un po' che varia nelle dimensioni. Una barca tipica, per esempio, è il topo veneziano, proprio è una barca grande nata per lavoro, ancora usata, solo che una volta era in legno, adesso per la maggior parte è in vetroresina, grazie a Agostino Amadi, maestro d'ascia, che ha introdotto il vetroresina che dura per sempre, insomma, in laguna. Bisognerebbe, però, Agostino Amadi meriterebbe. Tu hai scritto un libro su Agostino Amadi, no? Quindi... e lui mi ha insegnato, insomma, mi ha detto che appunto il topo nasce a remi o a vela anche per portare appunto le merci lungo la laguna. Poi una volta che sono venuti fuori i motori, il topo è stato innestato i motori che all'inizio erano motori di trattori. Pensa ai trattori che spostavano questi diesel tremendi che portavano la barca. Poi ci sono stati i topi che hanno cominciato ad essere impostati per essere col motore, e quindi nascevano già con il motore, e sono i topi attuali, i topi veneziani. Senti, e il sandalo? E il sandalo è una barca soprattutto da diporto, la famiglia di Sandoli è molto... Sandolo, sì, è molto numerosa, anche altri tipi di barca, come la Mascaretta stessa, sono vengono dalla famiglia di Sandoli, insomma. Sono più o meno su 7 metri, molto leggeri. Il Puparin, per esempio, è un sandalo più forte, più grande, e quindi hanno la caratteristica di essere simmetrici, mentre la gondola è asimmetrica ed è il peso del gondoliere o di chi la porta, insomma, a pareggiarla, a farla diventare pari. I sandoli e tutta la famiglia sono simmetrici. Ah, ho capito. E senti, e la Mascaretta? La Mascaretta è una tipologia appunto di sandalo molto più stretto, molto veloce, e diciamo che dopo il gondolino che abbiamo visto, la Mascaretta è la barca più veloce. Più veloce in assoluto. Molto filante. Stiamo parlando naturalmente sempre di barche adatte per il fondale basso, fondamentalmente. Certo, no? con il fondo piatto. Con il fondo piatto. Questo è la cosa che caratterizza un po' tutte le barche veneziane. A me piace tanto lo Sciopon, anche come nome. Questa barca di 5 metri più o meno, molto bassa, dove veniva appoggiato uno schioppo, un fucile molto lungo, e quindi remando in silenzio piano piano si avvicinava agli stormi di uccelli, dei masolini soprattutto. Poi si sparavano i pallini da questo fucile completamente disteso lungo la barca, e quindi quella era la caccia con lo sciopone. Senti, allora, le barche di una volta, l'archeologia diciamo navale è fatta del bucintoro, della galea, della galeazza, la peata, la rascona. Ce ne sono ancora? Oggi si vedono di queste? No, di queste no. La peata abbiamo solo una peata rimasta, e la vedremo oggi, la vedremo sfilare qui a Cannareggio. Fa parte, è in dotazione dell'associazione Remiera del Brenta, ed è stata costruita da Amadi, questa ultima peata rimasta. È una barca molto grande, remata da molte persone, ed è stata acquistata dalla SIP per calare i cavi telefonici in acqua lungo la laguna, nei canali, eccetera. Dopo, una volta finito il lavoro, è rimasta alla Riviera del Brenta,
ed è l'ultimo esempio, è l'unico esistente in laguna di Peata, questa barca da lavoro. Quindi non appartiene ad Amadi, ma rimane in terraferma, è della Riviera. È della Riviera. È della Riviera del Brenta. Quindi ecco anche questo bellissimo aggancio attraverso il Brenta con la Riviera, con la zona appunto rivierasca. Certo. È bellissimo, no? Cioè il Brenta ha unito queste due realtà, pur essendo appunto lì di terraferma e Venezia di isolani. In realtà c'è molto in comune, ci sono molti agganci, molti contatti. Sì, c'è molto in comune. Poi c'erano le ville dei veneziani che andavano in villeggiatura a 10 km da qua, insomma. Fa un po' sorridere, ma è così. È così. Vabbè, però insomma era un'altra cosa. Qui, poi andavano, si sta riempiendo, però le due rive. Però villeggiatura si fa per dire, perché le ville patrizie erano delle aziende agricole. Ho scoperto recentemente che la Casa Bianca, per esempio, è stata costruita su imitazione delle aziende agricole delle case patrizie. Cioè andavano in villeggiatura e contemporaneamente controllavano, era il momento del raccolto, quindi controllavano. Certamente, no? sì. E quindi, senti, altra cosa, Amadi, tu gli hai dedicato un libro a un tuo amico, lo ami credo. Insomma, lo amo, lo stimo moltissimo. Allora, Amadi è una figura molto particolare perché è stata amata e odiata, no? Perché ha inventato le barche a vetroresina, cioè lui è bravissimo, è un maestro d'ascia, è bravissimo a fare le barche in legno, però a un certo punto ha capito che purtroppo le barche in legno costavano troppo per la manutenzione sì. E ha introdotto le barche in vetroresina e i veneziani questo non gliel'hanno proprio del tutto perdonato, anche se sono andati tutti a comprare le barche da lui poi alla fine. Sì, qui a Venezia il partito del no esiste ed è molto forte. Devo dire che molte volte ho fatto parte anch'io del partito del no, inutile fare i belli, no? È chiaro che il legno rappresenta la barca tipica veneziana, rappresenta la tradizione. D'altronde anche le bricole e le paline, cioè i pali per legare le barche, erano di legno e poi sono diventate di plastica riciclata. Beh, non dappertutto, e quindi però, con Venezia, la plastica no? riciclata, questo è venuto ancora prima di Amadi. Già c'è stato lì una protesta di chi diceva bisogna assolutamente che sia tutto di legno. Ora nei canali interni nel centro storico veneziano probabilmente sì, è giusto, anche perché c'è una riflessione del sole, della luce diversa tra legno e plastica riciclata, ma tutto sommato in laguna, anche perché appunto le bricole durano una vita, mentre quelle in legno dopo 6 mesi le teredini, il motondoso, tante cose che le distruggono, quindi è una spesa notevole. Dopo di questo è arrivato Amadi con le sue barche in vetroresina e qualcuno l'ha accettata subito, chi lavora, e quindi ha capito che le pagava di più perché il materiale costa di più e anche la lavorazione, però dopo risparmiava sulla manutenzione, mentre altri si sono trovati, diciamo, presi in contropiede tra tradizione e bisogno di invece avere un materiale artigiano sicuro e che durasse nel tempo. Il vecchio senso vero dell'artigianato, fare cose che durano del tempo e buone, questo è l'artigiano. Certo. Adesso invece si comprano cose che poi una volta che non vanno si buttano via, come la televisione, come il frigorifero e la lavatrice, che non sono artigiane, perché proprio il prodotto artigiano dovrebbe essere quello che dura nel tempo, buono e che dura nel tempo. Certo. Un valore che si è abbastanza perso, direi. Purtroppo sì, anche se l'artigianato comunque piace, no? Quindi il problema è anche trovare artigiani disposti a fare gli artigiani, perché qui a Venezia si lamentano, dicono che sono poco considerati, poco apprezzati, però in realtà hanno una nicchia che viene apprezzata nel mondo. Il vetro, per esempio, cominciano a farlo anche nel resto del mondo. Sì, quando lo riconosci da quello fatto a Taiwan, sì. No, che purtroppo cominciano a fare. Una volta i veneziani impedivano ai maestri vetrai di andare in terraferma a insegnare, adesso invece vanno in giro nel mondo a insegnare, no? Quindi vuol dire che c'è un mondo che gira attorno all'artigianato, magari non i nostri Però figli. per esempio ricordo Egidio Costantini che andò a realizzare delle opere d'arte disegnate per esempio da Kokoschka, da Picasso.
lui andava da Picasso, diceva fammi un disegno, e poi realizzava in vetro. E adesso c'è tuttora una mostra appunto di questi manufatti meravigliosa, una cosa bellissima. Non c'è. Addirittura paesaggi irlandesi, è andato in Irlanda, ha visto questi paesaggi, il vecchio Egidio, ora purtroppo scomparso, e fece dell'erba e delle pecore irlandesi, tutto in vetro di Murano. Un sogno. Un sogno. Senti, comunque l'artigianato è stato importante per tutta l'Italia, soprattutto nell'epoca del Rinascimento, per esempio, no? Perché se noi andiamo, che ne so, a Firenze, Napoli, cioè vedi di quelle cose incredibili fatte da artigiani soprattutto. Quindi in particolare devo dire, ecco, potremmo parlare del legno di Venezia, perché oltre al fatto che il legno è servito per costruire le fondamenta dei palazzi con le palafitte, però davvero il legno è stato fondamentale per la città. E ho letto che per esempio interi paesi del Bellunese si sono svuotati perché era lì che c'erano i maestri d'ascia per venire a Venezia a lavorare il legno. Cioè, Venezia è diventata attrattiva di gente brava, geniale, che però non aveva un buon lavoro e li ha fatti arricchire di fatto, no? Sì, poi portavano giù questi tronchi con gli zattieri, non dimentichiamoci gli Stradivari, i violini che sono il Pino Rosso, credo, del Cansiglio. Sì, tristemente noto in questi mesi per quello che è accaduto. Purtroppo sì, ma poi i tronchi venivano portati a Venezia dagli zattieri ed erano due i punti che si fermavano, alle Zattere appunto e vicino alla Misericordia. Sì, si chiamavano così, diciamo, sì. Perché uno dice Zattere e non ci pensa. Zattere per gli zattieri, bellunesi che arrivavano giù. Sì, non solo portavano, ma addirittura si erano anche trasferiti proprio qui, vivevano qui alcuni, sì. No? Quindi davvero senti, e poi ci sono le barche a motore, che sono venute fuori dopo, che sono il Burchio, la Moto Zattera, che sono barche moderne, diciamo, no? Sì, certo, la civiltà veneziana è anfibia. C'è una città che è nata sull'acqua e quindi doveva avere i suoi trasporti unicamente via acqua. Sì, senti, ho tenuto per ultima la gondola, no? Perché non possiamo non parlare della gondola. Intanto raccontaci se è vero che quella, come si chiama, la cosa, la punta che ha i sette denti, i sette denti. Scusami, è arrivata Gloria Rogliani. Perfetto, Gloria... perfetto. Ecco, adesso così la intervistiamo. Vi annuncio che ha delle bellissime orecchie da topolino. Ecco, la facciamo. Allora io mi piazzo, vediamo se riesco. Io mi piazzo qui. Gloria, vieni. Così ci dice anche. Non ci stiamo, cioè fisicamente. No, così ci dice anche chi ha vinto la gara delle colombine. Venga qua. Ok, allora così. Eccovi Gloria Rogliani, la presidente dell'Associazione Regattanti, e colei che in fondo ha promosso questa regata Finalmente le donne su un gondolino. Sì, è nata come una regata più che altro per far passare la cultura del remo, perché come si vedono le fondamenta piene di gente, spesso nelle nostre regate non succede. Allora abbiamo un po' sensibilizzato il mondo a questa disciplina che è la tradizione vera, rimasta inalterata nel tempo, della vogala veneziana, promuovendo proprio anche un tipo di imbarcazione che a Carnevale va benissimo perché è un'imbarcazione maschile, però noi vestite da topoline potevamo fare anche una regata carnevalesca e così è stato. Senti, si è parlato di te, parlavamo con Maristella che ormai è accucciata qui sotto, si è parlato di te molto per l'insegnamento che stai facendo per i bambini. Sì. L'insegnamento della voga alla veneziana è la mia più importante, la mia più importante, si può dire, come avventura, perché ci tengo talmente tanto che mi emoziona a dirlo, perché nella voga ci sta un po' tutto, ci sta la formazione, ci sta l'educazione, l'appartenenza al territorio, ma anche la stessa Venezia, centro del mondo, ci sta nella voga alla veneziana, ed è questo che va trasmesso prima delle regate. I bambini devono conoscere dove abitano, devono conoscere le imbarcazioni, i sestieri, la storia, l'arte e poi la regata storica. Senti, anche per i ragazzi però ti sei spesa.
c'è una scuola qui, no? Sì. Abbiamo fondato una scuola stupenda di turismo esperienziale che si chiama Marinelli Fonte, è un istituto superiore dove noi attraverso il turismo esperienziale, cioè toccare con mano la Venezia, portiamo i ragazzi a diventare dei periti turistici esperienziali, che non è la classica guida, ma sono delle guide d'eccezione che devono conoscere il territorio un po' più profondamente e chi ha vogato lo conosce di più. Senti, i potenti mezzi di Televenezia non sono riusciti a capire chi ha vinto la regata. Chi ha vinto? Abbiamo vinto io e la mia compagna qui, Camilla Conte. Oh, Avete vinto voi a cronometro. Camilla, vieni, bravi. Camilla. Adesso, Bravi. adesso No, ti alzi tu e mi tolgo io. No, Dai, dai, no, tranquille, vai no, Maristella. no, mettetevi pure qua. Io intanto le faccio le domande. Eccola qui. Brava. Allora, no, io sono curiosa di capire. Camilla Conte, giovanissima, quanti anni hai? 17 e mezzo. 17 e mezzo, è minore, dobbiamo fare qualcosa, non so Maristella. Sì. 800 firme, Sì, perché ormai sì, sai, queste cose Davvero. burocratiche sono terribili. Allora, Rogliani, la campionessa che sei stata l'abbiamo già detto, e tu non c'eri, ma l'abbiamo detto. E come ti trovi a vogare con una campionessa così? È un'emozione Ti grande, insegna? sì, è un insegnamento. Ma vuole importante. vincere anche? Sì, Vuole anche vincere? vuole vincere. Vinceremo. Ascolta, la passione per il remo come ti è nata? Con la scuola abbiamo fatto un corso alle elementari ancora, in quinta, e io e una mia amica ci siamo improvvisate, abbiamo detto dai andiamo a provare e dopo neanche una settimana Beppi Fonger ci ha detto vi iscrivo alla regata storica e noi spaesate siamo andate alla regata storica e siamo arrivate anche quarte. Ecco, Beppi Fonger per i nostri amici spettatori è è stato un grande regatante, lui sì, un re del remo. Ecco, quindi tu hai le macciarelle. Allora raccontaci cosa sono le macciarelle, così lo raccontiamo ai nostri spettatori. Sono categorie dove ci sono, dove ci sono le bambine. È il piccolo pesce di Venezia, no? Sì. Che viene chiamata macciarella. Ed è lì la barca piccolina. Il coordinamento delle associazioni remiere si è inventato questa categoria, no? Adesso ci sono anche le schie e macerelle insieme, che sono i più piccoli pesci di Venezia, per avere questi bambini dai 6 anni più o meno? Da quanti Sì, anni? 6 anni in Sì, poi. dai 6 6 anni in poi. Sì. E questi Ai fanno 14. fanno regate proprio su Cana. Tu hai fatto la regata su Cana Grande durante la regata storica. Sì, ho vinto le Macerelle Senior con Riccardo Zangrando anche. Ho capito. Ma Tullio, le Senti- barche sono anche più piccoline, sono più manovrabili per loro o sono barche? No, uguale, sono le uguali? mascarette. Ah, ok, Sono mascarette. sono le mascarette. No, ma mi interessa cosa che io non ho mai provato e non proverò mai. Cosa vuol dire per un ragazzino di Venezia, piccolo, che ha 10 anni, magari così, ritrovarsi a vogare in Cana Grande in gara? È emozionante. Ma non puoi spiegarlo? Cioè si viene presi dalla voga o dai palazzi che si vedono? E anche dalla gente assiepata, no? Perché c'è il pubblico. Il pubblico che applaude. Sì. Va bene, dai, liberiamo. No, io volevo chiedere a Gloria Ecco. questa cosa che mi incuriosisce. Secondo lei la Voga, la Veneta, ha futuro? Cioè lei che ha a che fare con questi bambini, quando i bambini si avvicinano a questa cosa, dicono no, preferisco fare canottaggio, non mi piace la Voga. Cioè, secondo lei ci sarà futuro per questa cosa? Ci sarà un grande futuro perché se la Voga ha bisogno solo di essere strutturata diversamente, perché il bambino di adesso ha bisogno di altri stimoli, quindi fare Voga attraverso la cultura e insegnare altre cose attraverso sempre la Voga, secondo me è la dimensione giusta per arrivare a questi ragazzi che sono quelli dei social e quindi c'è un metodo più veloce, un metodo di cambiamento, puoi passare a più barche, devi cambiare l'imbarcazione. Se inizi solo dall'agonismo allora si perde. Certo. Si deve arrivare all'agonismo sicuramente, però bisogna farli divertire attraverso questa palestra naturale e unica al mondo. Arrivano bambini anche dalla terraferma, perché adesso Ma anche da New York, da Londra, dalla Cina, vengono dappertutto per interessante. provare un'esperienza in laguna. No. vedere. Senti, come convincere gli spettatori a partecipare alle regate comunali come esperienza
vedere i campioni di questo sport e passare una giornata poi o sull'acqua o comunque sia vicino all'acqua. Io ristrutturerei tutto, anche le remiere che sono ci lavorano molto perché tanta gente fa volontariato, però si deve un po' strutturare per questo tipo di informazione. Bisogna cambiare il tipo di informazione, è fondamentale. Dall'informazione si passa al gesto tecnico, dal gesto tecnico poi sicuramente si passa al territorio e saranno loro che chiederanno di andare in giro nelle varie isole, però l'input iniziale è quello delle remiere, secondo me. Bene, mi Certo, piace quindi perché la base dicono che Venezia sta praticamente. morendo, in realtà secondo me è proprio questi sono i germogli secondo me, no? Da cui si riparte, Sì, giusto? bisogna rivalutare perché sebbene la tradizione è radicata in una storicità sua, ha bisogno di un cambiamento, di un'evoluzione e l'evoluzione si può veramente gestire con i veneziani, però anche formarli, Certo. devono essere formati anche loro. Vedi? Perché noi eravamo centro di crocevie culturali, quindi Venezia, se si vuole appropriare della sua identità, deve ospitare il viaggiatore anche nella tradizione veneziana e non solo nell'albergo. Vedi Tullio che sono sempre le donne che in qualche modo fanno riprendere la vita. Senti Gloria, allora da 1 siamo arrivati a 3 e da 3 torneremo a 1. Allora spiego, c'era l'associazione dei regattanti, dopodiché è nata una costola, un'altra associazione degli agonisti, dopodiché uno dei più grandi della storia vogatori, che è Rudy Vignotto, ha detto io sto per conto mio. Adesso sembra che con un grande lavorio anche tuo e dei tuoi amici come Vittore Dolfi Tezzate, un grande amico che saluto, pian piano si possa ritornare ancora alla naturalità e all'obvietà di avere un'associazione sola. Se non vogliono morire bisogna stare assieme, ma in qualsiasi campo. Tu puoi avere delle competenze, essere bravissimo, professionista, ma hai bisogno di essere unito ad altri contesti. Quindi insieme si ha una forza, divisi ognuno poi porta avanti il suo personale che non è né il sociale, non è il culturale, non è niente. Senti, ultima domanda, poi vi lasciamo liberi e tiriamo su anche Maristella che è accucciata giù. Io sto bene qui. L'altro anno la nostra amica Vallizzanella diceva che è bello vogare il gondolino, basta una remata ed è filante, era emozionata nel vogare questa barca. Com'è vogare il gondolino? Sì, veramente il gondolino ha bisogno di una tecnica, però anche di una forza fisica, perché io oggi abbiamo sentito che l'acqua contraria era determinante sul percorso e quindi ci voleva un certo tipo di forza. Il gondolino è una barca elegante, elegantissima, però devo dirti la verità, a me piace tanto la mascaretta, perché la mascaretta secondo me ha la possibilità di muoverti di più in poppe, che invece il gondolino lo vedo molto statico e io che non sono mai ferma in poppe, vado un po' avanti, vado un po' indietro, mi andrebbe come barca, devo dire la mascheretta per me è proprio intivata, però il gondolino è sicuramente speciale, è bello poterlo anche vogare in futuro, io spero anzi. Allora salutiamo le nostre 2 regattanti, vincitrici anche della regata qui dei gondolini, delle colombine, no? Della regata di Carnevale. Grazie mille. Grazie a voi. Grazie. Ciao. Ecco, liberata anche Maristella. Ritornò a rivedere le stelle. Riusciamo? Come siamo messi? Vediamo. Allora, e a che punto siamo con il corteo? Dalle immagini che vediamo adesso cosa possiamo dire? Secondo me stanno andando verso il ponte di Rialto. Sì, quindi ancora... Ecco, sono... Dopo comunque quando arriveranno qui ci spiegherai anche bene... Credo sono attaccate al ponte di Rialto. Ci descriverai anche bene le barche, no? Perché la cosa bella di questo corteo è che appunto le remiere mettono in campo tutte le barche che loro tengono ferme durante l'anno ed è forse l'occasione unica per vedere tutta la tipologia di barche che esiste in laguna, giusto? Beh sì, diciamo che per la maggior parte le barche sono la caorlina, la gondola, le ammiraglie, la mascaretta, non è che le remiere poi abbiano chissà che barche poi in più tipiche veneziane.
diciamo che ci sono dei privati o delle associazioni come l'Arzanà l'associazione di mutuo soccorso Carpentieri Calafati, ecco, delle associazioni particolari che hanno queste barche, diciamo, a livello museale, insomma, tenerle là, no? E anche a Mestre, a Marghera, c'è un piccolo museo, hanno fatto, dove ci sono queste barche. Per esempio c'è una barca chiamata Coa di Gambaro perché ha la poppa molto alta. Manca in effetti altre tipologie che però non vengono adesso usate, insomma, sono appunto a livello museale. Comunque manca in effetti a Venezia un museo di barche, no? Sarebbe interessante. Forse sì, volevano farlo, ma non hanno trovato lo spazio. Forse l'Arsenale magari volevano fare il museo della gondola, di cui si parla ormai da 20 anni. Aldo Rosso fu colui che per ultimo cercò in tutti i modi di farlo con l'ente gondola, ma insomma non ci riuscì, anche perché una volta si dice farlo da una parte, una volta dall'altra. Una soluzione bella sarebbe stato vicino alle Zattere, ma non è stato possibile. Per ora, insomma, non è stato possibile. Senti, però un museo unico che raccolga tutte queste tipologie veneziane, credo che se ne senta il bisogno, anche perché molti stranieri vengono e vogano. Certo. C'è tutta un'altra storia, tra l'altro, anche sul Bucintoro, no? Cioè che ci sono dei dipinti del Bucintoro, ma ancora non esiste, è stato distrutto da Napoleone, e ancora a ricompensa è arrivato un carico di legname dalla Francia. Un carico di legname dalla Francia, diciamo. Ci sono sentiti un po' in colpa, diciamo. Sì. Per la composizione della chiglia, però in questo momento Di Maio e Macron magari litigherebbero forse anche sul Bucintoro, no? Per carità di Dio, lasciamo. lasciamo. Senti, però intanto c'è questa cosa del Bucintoro che appunto il legname c'è, quindi un passo è stato fatto, però, e la voglia di costruirlo anche, però cosa manca in questo momento? Ma secondo me pensa soltanto quanto era dorato. Allora, mettere in moto tutti gli indoratori ancora esistenti a Venezia, mettere in moto gli scultori per quanto riguarda tutte le decorazioni in legno, e poi è da vedere anche il materiale, perché se lo vogliamo durevole bisogna farlo in vetroregina, perlomeno la parte sommersa, la chiglia eccetera, però ci sono quelli che dicono cosa la Bucintoro, ci mancherebbe altro. Sì. Allora dobbiamo pensare a tutta la manutenzione anche da fare di questa grande imbarcazione una volta realizzata. Poi c'erano tanti ordini di remi. Allora chi è che va a remare? Vabbè, ma si chiamiamo una popò di barca, certo, no, dove credo che ci siano 3 ordini addirittura. Sì. 3 ordini di remi. Quindi qual è la remiere? Dici vabbè, adesso 80 di voi vengono qui a remare, 60. No, beh, lo spazio comunque potrebbe essere quello dell'Arsenale, naturalmente. No? L'Arsenale, il problema è chi sponsorizza una cosa del genere, ci vorrebbe qualche media partner, qualcuno che magari... sai, nel vendere il brand Venezia, se siamo capaci di vendere il brand Venezia, e Vela credo che sia una delle, o forse l'istituzione preposta a farlo, se riusciamo a vendere bene il brand Venezia, all'interno del brand Venezia ci potrebbe essere il Bucintoro. Potrebbe stare. Poi c'è sempre questa cosa che l'Arsenale è veramente uno spazio vuoto che i veneziani potrebbero veramente utilizzare anche per queste cose, no? Perché il problema è anche lo spazio. Sicuramente sì, che è stato per troppo tempo avulso dalla città come il porto. Sono 2 territori che sono effettivamente di Venezia, inseriti a Venezia, ma poi diciamo che sono per i fatti loro. Invece devono ritornare ad essere parte integrante, parte integrante della città. Questo è l'Arsenale. Poi non si capisce col Mose come vadano le cose, per cui certe tese, cioè i punti a coperto dove si lavorava appunto all'Arsenale,
li utilizziamo per manutendere le paratoie del Mose, oppure il Mose viene lasciato lì, non si farà più niente nel futuro, non si sa. No, beh, insomma, questo no, dai. No, non si capisce. C'è la volontà di chiuderlo, di inaugurarlo. Sì, però, c'è volontà, insomma, ma sembra che gli ultimi studi dicano altre cose. sì, insomma, bisogna sperimentarlo. Che l'alzamento, per esempio, del mare stia avvenendo più velocemente, sì, certo, di quanto si era aspettati. No, comunque proprio la settimana scorsa è stata messa l'ultima paratoia e quindi adesso sta cominciando la sperimentazione. Ma certamente mi auguro 9, no? che tutti ci auguriamo, insomma, che funzioni e che possa lenire Venezia dalla sua acqua alta, che peraltro serve, che l'acqua alta ammazza un po' di topi, l'acqua alta pulisce una città che difficilmente viene pulita a fondo, perché non è che qui abbiamo le macchine che passano per tutta la città a pulire. Beh, questa è una prospettiva, una visione diversa, interessante. Venezia, un po' d'acqua alta è sempre servita. È sempre servita, ecco, vabbè, però basta. Il Mose sull'acqua alta eccezionale interverrà. Quella di quest'anno è stata terribile, perché ancora adesso sta facendo danni, perché il Salso mentre noi stiamo parlando in questo momento, il Salso sta camminando lungo il muro, no? Di molti edifici dietro importanti. Di te si vede che si vede il Salso. Battutaccia, ma insomma. Aiuto. Senti, parliamo della gondola. No? Che prima ci aveva interrotto, giustamente, anche se siamo stati molto felici di avere Intanto Gloria, ci arriva no? la voce, guardate la telecamera, sì, no, scusate. sì, infatti, scusate, ma siamo un po' così. Poi abbiamo bisogno del fisioterapista finita questa trasmissione. Raccontaci della gondola, perché stavo appunto chiedendo, è vero che i 6 sestieri di Venezia sono rappresentati in quella... Sì, esatto, più la Giudecca che è stata aggiunta alla fine. Quindi insomma è vero, insomma, sì, cosa, con poi il cappello dogale che va a chiudere la sommità del ferro. Diciamo che sono pochi i maestri d'ascia rimasti e gli squeri rimasti che fanno gondole, ce ne sono ancora di ottimi, per esempio Crea fa ancora gondole, Dei Rossi fa gondole, ed è morto proprio pochi mesi fa un grande erede di maestri d'ascia, cioè Roberto Tramontin. Sì. Le gondole Tramontin erano famose perché avevano delle innovazioni che la famiglia Tramontin aveva posto sulla gondola, tale da farla diventare molto più manovrabile, molto più, anche con una linea più bella. E morto Roberto si aveva tutti paura che questo marchio, questa famiglia di 2 secoli finisse, invece no, le 2 figlie vogliono continuare, hanno chiamato, aveva già una collaborazione, il maestro Matteo Tamassia aveva già una collaborazione con il vecchio Roberto, e per cui continuerà pur a fare gondole. Pur essendo loro non essendo... No, ma loro faranno la parte appunto burocratica, amministrativa, diciamo, ecco, eccetera. loro non hanno mai... E Tamassia invece, il quale è un allievo di Gianfranco Venello Crea, farà la parte artigianale, e quindi siamo tutti molto contenti che possa continuare questa tradizione secolare della famiglia Tramontin. Questo è importante. Senti, io so che tu ti sei portato anche delle poesie. No, vabbè, ma questa era un'altra... io dico sempre che Venezia, la sto tirando fuori pian piano, che Venezia è una bellissima città, ma come tutte le città poi danno poco ai propri figli. E uno di questi di cui io vorrei parlare è Renato Coller. Renato Coller scrisse canzoni, ma soprattutto poesie in vernacolo, e insomma, se fosse napoletano probabilmente sarebbe molto più famoso. Essendo veneziano, sai, il veneziano non, anche se lo è una lingua, sembra che sia inferiore al napoletano. Ma sai, sul veneziano c'è questa idea, no? Che in realtà non è una lingua, perché varia di sestiere in sestiere, oltre al fatto che il Veneto in generale varia di città
città, addirittura di paese in paese, quindi non la si può definire lingua per quello, perché a Castello per esempio, no? Si parla ancora il veneziano, quello proprio quasi antico, ci sono delle parole che a Rialto per esempio non si usano più, non parliamo poi di Piazzale sì. Roma o Sì, ma Maristella, hai capito? però non è scritto quando scrivevano le magistrature piuttosto che insomma Cioè quello era il quelli che erano in linguaggio, testa alla dici? Serenissima, i libri venivano Scritti in scritti, le annotazioni in veneziano, veneziano. non in latino come in altri luoghi. Però il veneziano è cambiato, insomma. capito? No, essendo una lingua Insomma, viva. questo Renato Kohler, che purtroppo se n'è andato qualche anno fa, è riuscito persino a tradurre l'atto terzo, scena prima dell'Amleto, Ecco. il famoso essere o non essere. E sai come lo risolve lui? Sì. Lo risolve sai, essere o non essere, questo è il problema. To be or not to be, that is the question. E lui dice soggio o non soggio, quate voggio. Quindi era un genio. Brevemente ve la recito, Sì, se riesco. Soggio o non soggio, quate voggio. Non so se sia meglio, più nobile per l'anima, subir l'oltraggio di questa miseria porca o lasciar la porta aperta alla fortuna, a tutto mio vantaggio, che se sbrodega nell'ogio codo teste de agio. I mettir a pieremi, schivarle, o magari voltarmi in drio, giocar l'ultima carta, o far capotto e rider, e se perdo? Strane ironie, andare in cimitero a pie, morir, dormir, che ben che se sta, e in sonno dir, e assieme cheto, ma cosa avevo fatto? Che non che sia cordogli, troppi insulti sconsuea l'esistenza. Pazienza Amleto, coversite e buttite in letto. Morir, dormir, e chi sei più buoni? Chi cacopà mio pare? Io sei in tanti o pochi tasei che si rompe i bottoni. Dormir, e dopo insognarsi, e anche a qua te voglio. Se capita l'imbrogio che ne a base dei morti ti te insogni di morir, come ti te comporti? E questa è la... leggimi la frase più intensa di questi versi. C'è un passaggio più intenso secondo te? Beh, sai, lui era una persona piuttosto triste, la vita non gli ha accordato, anche fisicamente, insomma era un po' leopardiano, ecco, come fisicamente. Tanto che lui, quando si presentava, lui diceva: caro Renato, ti parti in svantaggio, un occhio de vero, una gamba de faggio. Ecco, e già si presentava così e quindi, si diceva: altri difetti non ti negavevi, ma ti bevevi. Era un appassionato. Quindi, ci scherzava era di un sopra sulle disgrazie, un humor veramente importante, ma ha scritto 2 libri che sono stati pubblicati, dove tutta la sua ironia, tristezza, ricordo di una Venezia di un tempo traspare. E devo dire che colpisce soprattutto quelli della nostra età, perché noi abbiamo un ricordo di ciò che ci raccontano della grande epopea della Serenissima, ma in realtà la Venezia che abbiamo vissuto è la Venezia di questi tempi, che vediamo sgretolarsi nella nostra memoria, perché il lattaio non è più lì, cioè le pietre miliari della nostra vita sono scomparse tutte, il lattaio non è più lì, l'alimentare non è più là, ci sono botteghe di vetro, i cinesi hanno preso il posto dei nostri osti, quindi la nostra Venezia non c'è più in brevissimo tempo. No, tra l'altro adesso proprio in questi giorni c'è un dibattito su Rialto, no? Perché Rialto 20 anni fa aveva 18 banchi e adesso ne ha soltanto 6. Certo. E tra l'altro gestiti anche da bengalesi, insomma, i pescivendoli sono rimasti pochi e c'è questa idea, sono state raccolte 4.000 firme per rilanciarlo e c'è qualcuno che però ha degli appetiti, c'è chi dice io investo, sono disposto anche a restaurare la palazzina del pescatore, no? Però insomma in cambio voglio anche un po' di spazio, di pubblicità, quindi c'è questa cosa di decidere se dare spazio alla cultura, anche perché è di proprietà del Comune di Venezia, o dare spazio anche ad attività commerciali. Potrebbe essere anche un grande ristorante, ma anche concorsi di cucina che magari potrebbe ospitare grandi gare di grandi chef a livello internazionale. Ma sai, un po' è quello che dicevamo prima, Venezia deve aggiornarsi senza perdere la sua natura, senza perdere
la sua essenza. I più colti diciamo che abbiamo studiato il genius loci, anche senza perdere l'essenza del nostro genius loci. Però c'è bisogno assolutamente di non rimanere fermi, ma di muoversi, di aggiornarsi. Sì. Assolutamente. Quindi questa può essere una cosa. Come deve cambiare un po', secondo me, l'atteggiamento delle grandi feste. Non si può chiamare il turista e dire vieni a Venezia e fatti tu la manifestazione, io ti do i muri della città, poi sono fatti tuoi. No, la proposta culturale deve essere una proposta sempre viva. Ad esempio oggi è una proposta, il carnevale è una proposta, ma anche il carnevale deve essere assolutamente riempito di proposte. No. Non possiamo dare Venezia così. No, tra l'altro appunto dicevo manifestazioni dai numeri tondi, perché questo è il 10° anno, il 10° anniversario del corteo della Pantegana, quindi è da 10 anni che in qualche modo i veneziani hanno deciso di aggiungere a delle manifestazioni che erano fatte anche per i turisti una cosa proprio loro, popolare, no? Sì, certamente sì, certamente sì. Però anche se parlava con l'AEP, con il suo presidente Elio Dazzo, con il direttore Ernesto Pancin, il forestiero, il turista gode molto di più Venezia se è in mezzo ai veneziani. Certo, anzi. E se è in mezzo alle sue tradizioni e mangia il pesce o la pasta e fagioli insieme al veneziano. Certo, anzi si vanta, quando è andato via dalla città dice io ho conosciuto un mio amico veneziano, è proprio così. Da un mio quindi visto che siamo arrivati sull'orlo dei 50.000 e stiamo scendendo, se il veneziano non ci sarà più, ci mancherà una grande, come posso dire, anche un grande elemento turistico. Certo, io ricordo Lino Toffolo che diceva saremo ridotti ad andare in giro a farci pagare per fare i veneziani, no? Diceva. No, una bella ciocca gialla sul braccio con scritto sono veneziano, pagatemi, no? Ecco, sì. Va detto però che c'è una percezione effettivamente un po' da Gardaland tra i turisti, perché ci sono turisti che addirittura hanno scritto su Facebook che passando per il Canale Grande, vedendo persone che si affacciavano dal balcone come noi adesso, pensavano che fossero delle comparse pagate dal comune. Sì, quindi voglio dire, no? Che siamo arrivati a questo punto vuol dire che davvero c'è qualcosa di... Parlare di turismo a Venezia, tutti ne parlano, ne stiamo parlando anche noi, però avere a questo punto delle ricette è molto difficile, perché bisogna incidere. Quello che non si è fatto prima è come una malattia che si è andata avanti, adesso bisogna agire a livello chirurgico, e chirurgico devi andare col bisturi, non puoi dire questa è la pappetta oppure prendi la pillola. Siamo andati troppo avanti ormai, 30 milioni Venezia non li regge. Non li regge. No, ma infatti anche a livello di trasporto. Io che sono un veneziano dico devo muovermi per andare in ufficio e invece devo perdere 2 vaporini perché non ce la faccio, perché adesso a Mestre hanno creato questi ostelli, hanno ricreato un rione addirittura di Mestre, che sono anche una cosa bella, moderna, ripeto, andiamo avanti. Però per esempio quando questi devono venire a Venezia, che impatto hanno a livello di trasporto? E adesso c'è la tassa di sbarco, no? Sì. Quindi questa tassa è interessante, sarà curioso vedere che tipo di effetti avrà questa tassa, perché è una tassa che mira appunto a selezionare o comunque a spalmare nel corso dell'anno, perché si pagherà di più nei giorni clou e si pagherà di meno nei giorni meno importanti. E per carità, uno dice non è proprio democratico, se io voglio andare nel giorno clou devo spendere di più e quindi ci può andare solo chi ha più soldi. Però in questo modo vedremo come sarà applicata. Perché la tassa di soggiorno, una volta legiferata, dando agli albergatori in mano questa cosa, la cosa insomma è stata fatta e viene fatta anche bene. La tassa di sbarco sarà più difficile applicarla, vediamo come decidono di fare. Certo. Senti, accenniamo un po' anche allo spettacolo che c'è stato ieri sera. Matteo, noi abbiamo il nostro regista Matteo Zanetti che
cuffia sta coordinando una squadra straordinaria di operatori che ci stanno seguendo da quando è cominciata la diretta e sono uno più bravo dell'altro. E dicevo, Matteo, io ti chiederei di magari mandare 3 minuti della festa che c'è stata ieri sera, sì, e magari sì, e noi la commentiamo. E approfitto anche per fare l'elenco di chi ci sta seguendo in questo momento, perché davvero c'è una macchina organizzativa. Ecco qua, è in onda, ecco qua, la grande luce, ecco, vedete gli effetti scenici. Ecco, questa è più una festa da turisti, diciamo, o no? Beh no, io da veneziano l'ho goduta perché di questo Rio di Cannareggio hanno saputo trarre il meglio, l'hanno fatto diventare magico, ancora più di quanto lo è. Ma guarda questo veliero stupendo. E vedere queste luci, queste barche sul canale hanno proprio tratto dal canale tutto ciò che di magico il canale ha. Ecco, guarda, bellissima questa sfera con all'interno perché poi erano 15 le compagnie di acrobati, di impegnate, giocolieri, sì. di trapezzisti che hanno partecipato. Sì, è un sogno perché manifestazione. se ti estrai dalle voci, da quello vicino che spinge e riesci a entrare o rientrare in un mondo tuo, riesci a sognare attraverso chi questo sogno ti propone. No, che poi voglio dire, anche nei secoli scorsi, nelle feste dei nobili, c'erano delle attrazioni, magari ecco, non le di macchine, questo tipo. c'erano le macchine, ecco, e con cioè le delle macchine... grandi costruzioni in legno, dentro le quali poi si facevano giochi di abilità, eccetera, ed erano chiamate le macchine così. Perché erano delle costruzioni sì. Da carpentieri incredibili, insomma. E mi dicono che stanno entrando in Cannareggio, ecco. il corteo acqueo che sta ancora entrando. non li vediamo, Poi è bellissimo comunque... perché a differenza della regata storica, i vogatori del corteo, chiamiamolo acqueo ma sportivo, perché sono delle remiere, quindi di Vogala Veneta, chiamiamolo il corteo sportivo, si veste di carnevale, quindi avremo dei costumi veramente fantasiosi che sono curioso di vedere. Ecco. L'altro anno ho visto delle barche con delle api meravigliose, sfogate da api, oppure da personaggi dei cartoni animati, ci sono anche dei personaggi attuali. Vediamo un po' che cosa sono inventati quest'anno. Intanto adesso io non vedo ancora da qui, però dicono che sta per arrivare, no? Ecco, stanno girando adesso. Noi dovevamo anche collegarci tra l'altro con Giovanni Giusto, che ha seguito il corteo, prima l'Alzaremi punto della dogana e poi l'Alzaremi a Rialto, poi è salito su un motoscafo a motore ed è salito sul palcoscenico perché adesso sta aspettando il corteo per riceverlo assieme con l'assessore Paola Mara. Paola Mara, assessore del turismo, poi vedo Piero Rosa Salva, presidente di Vela, poi Ernesto Pancin dell'AEP. E poi cosa vedi ancora? Comunque, insomma, tra l'altro alcuni sono, anzi direi la maggior parte, sono vestiti in maschera, perché ecco, il leitmotiv di questo carnevale da parte degli organizzatori è stato proprio questo, no? Hanno detto vestitevi tutti in maschera, perché il carnevale non è una manifestazione che va guardata, ma va vissuta, e quindi mettetevi in maschera, calatevi nella festa e cercate di divertirvi, di essere diversi da quello che siete durante l'anno, questo è il senso. E dicevo di Giovanni Giusto che è importante spiegare questa cosa, che lui è un po' l'anima di questo corteo per il discorso della Pantegana, perché l'ha costruita lui, no? Pantegana l'ha costruita Giovanni e io so, perché appunto ero in mezzo tempo fa a questa situazione, so che con il direttore di Vela, Fabrizio Doria, sono andati a comprare il materiale, eccetera, hanno girato in terraferma supermercati, ipermercati, e poi lui ha scalpellato tutta la notte per arrivare la mattina ad avere questo animale scolpito, insomma. E questa è la cosa. Fatto di polistirolo. Poi l'hanno rifatta invece per permettere all'interno di mettere un motorino in maniera di sparare i coriandoli, e quello sarà il segnale anche ci saranno i coriandoli sparati al cielo e sarà il segnale dell'apertura dei banchetti
dei banchetti, dei cicchetti, delle ombre di carnevale. Ecco, non solo, no, ma poi, oltre che esserci questi coriandoli che verranno sparati e questo fumo colorato, dovrebbe esserci dovrebbero esserci anche dei palloncini che dovrebbero servire per indicare la direzione, in base alla direzione del vento, che tipo di andamento avrà la stagione remiera, mi ha detto Giovanni, giusto, vero? Ecco, stiamo mitizzando, il rito che diventa mito e quindi stiamo mitizzando un po' tutto, va bene, va bene. Io mi sono messa in una posizione... È come il carro a Firenze, se scoppia vuol dire che quell'anno sarà un anno propizio. Sì, sì, infatti, ecco. Mi dicono che stanno arrivando perché sono al Ponte delle Guglie, però ancora noi non li vediamo. È preceduta sempre, quando vediamo la lancia della polizia... Tu comunque so che hai ancora una poesia, no? Avresti, o non è... No, vabbè, ma ormai, è lunga. dai, sì, è lunga, dai, lasciamo stare. Senti, eccoli qua. Mi Poi pare dovrei che stia... fermarmi se arriva il Questa è la barca corteo. degli operatori. Ecco, non abbiamo parlato delle Marie che sono state selezionate proprio venerdì. Le bellissime, abbiamo sì. le nostre Marie. Ci sarà il volo dell'angelo quest'anno arricchito da un doppio volo dell'angelo, perché ci sarà l'angelo guerriero. Erika Chia è la Maria più bella dello scorso anno, che volerà dal campanile, farà il volo dell'angelo. Poi c'è Nicole che ha scritto una lettera al sindaco di Venezia dicendogli che appunto lei era la Maria più bella dello scorso anno, e ha detto, 2 anni fa, e ha detto: sto vivendo una situazione difficile ma sto lottando con la mia salute. E questa lettera ha molto colpito il sindaco e ha deciso di istituire un doppio volo. Dopo appunto Erika Schia si lancerà lei, Nicole, e sarà l'angelo guerriero. Ed è bellissimo questo messaggio, no? Che non ci si deve mai arrendere. Che l'affetto di tutta la gente del carnevale veneziano possa essere percepito dalla nostra amica come una grande forza, che la possa sostenere, e quindi l'angelo guerriero deve vincere. E questo è un messaggio nostro particolare, vero Maristella? No, infatti, davvero. Eccoli là, vi salutiamo, i nostri colleghi. I colleghi in barca. Ecco, dobbiamo dire appunto che c'è una macchina organizzativa notevole, e i nostri colleghi, dobbiamo ringraziare i giornalisti, il i mototopo fotografi dei media, che sono veramente bravissimi a seguire queste manifestazioni, ed è un settore, il nostro, davvero, che ha vissuto momenti anche molto difficili con la crisi, forse più difficili di molti altri settori. Io volevo tra l'altro ricordare il gruppo che ci sta seguendo in questo momento, oltre al nostro Matteo Zanetti, regista incredibile, poliedrico, abbiamo Fulvio Pastrello che è qui, che ci sta riprendendo, Alessandro Russo invece è sulla barca con il tablet, che ci ha mandato quelle bellissime immagini che avete visto del corteo. Poi c'è Giulia Camiciottoli, Martina Perugin, Allegra Civai, Federico Conte, Renato Bortoletto e poi Tullio Cardone e Maria Stella Donà, insomma, quindi davvero sembra una cosa così semplice, invece siamo in vedi tanti la barca della polizia a seguire municipale, questa quindi cosa. vuol dire che il corteo sta proprio per arrivare. Eccoci qua. Adesso c'è... Un applauso anche a tutti i volontari della sicurezza, perché il loro è un compito molto importante, perché le rive sono strette, le fondamenta, quindi non tutti possono partecipare. No, infatti, no, la security tra l'altro davvero ogni volta si mette a dura prova, ma riesce sempre con molto successo a farcela. Ieri c'è stato anche un allarme bomba in Campo Santi Apostoli e poi insomma non è accaduto niente, c'era stata una borsa dimenticata. Anche in questo momento la security è all'opera, sono sempre tanti, migliaia le persone che stanno seguendo la manifestazione. Ieri qui c'era la sala operativa, una sala operativa provvisoria della polizia, dietro la lancia e quindi insomma
anche dal punto di vista della security la polizia ogni anno sperimenta anche e migliora sempre più il servizio di sicurezza, e sperimenta nuovi sistemi per controllare meglio e garantire a tutti con serenità il carnevale. Va anche detto che la giornata è straordinaria. È bellissima. C'è arrivato un anticipo di primavera incredibile che solitamente È in bellissima, febbraio sì. siamo tutti intirizziti, abbiamo tutti freddissimo, e invece devo dire che oggi è bellissimo, anche se dicono che è soltanto ingannevole questa cosa, arriverà un colpo di coda molto freddo e gli agricoltori sono anche arrabbiati perché dicono che in questo momento le piante si stanno risvegliando e vengono ingannate dal maltempo, certo, perché e poi poi arriverà la gelata le e fa quindi morire. ci Ecco, saranno meno dietro frutti. alla polizia municipale c'è la Ecco. lancia della Polizia di Stato. Ah, ecco, cominciamo quindi con la prima imbarcazione. E la gondola è della Polizia di Stato allora? O No, è stata quella- la data? lancia. Ah, no, questa gondola, vedi? Che sono in divisa, non sono poliziotti. Sono Eh. sì, vigili urbani che sono ritornati alla vecchia tradizione di avere come ti dicevo, la barca filante, questo sandalo filante per controllare il territorio. Ecco, vedi? E quindi Un po' come nelle città ci sono le guardie a cavallo, noi abbiamo la nostra barca. E questa è una gondola di proprietà del comune allora? Sì. Ecco, quindi questa è conservata nella cavana. Ma il comune di Venezia ha una cavana? Il comune di Ne ha Venezia. due, Ne ha allora due. una è l'Arsenale e l'altra è al Lido, si chiama Terre Perse, così chiamate, dove ci sono tutte le barche, tutte le mute da regata, mentre le barche storiche sono all'Arsenale. Sono nell'Arsenale, ok. E niente, sono arrivati d'anticipo rispetto agli altri. Sì. Ecco, eccoci qua, siamo qua. Se riesci a farlo sentire, volentieri. Ecco, dai. Sicuramente Matteo già conosce, mi sta dicendo in cuffia è quella che popolarmente è c'è stata Giovanni Giusto che sta dichiarata parlando. la regina di questa Vediamo se giornata, riusciamo la a farlo regina del sentire. carnevale veneziano. Perché? Perché la pantegana è dura a morire e questo è sinonimo di continuità. Un po' come i veneziani, duri a morire, teniamo botta fino alla fine, non molleremo mai. D'altronde abbiamo attraversato la storia e siamo ancora qua. Attenzione, perché la pantegana ormai è un rito, no? Consolidato. Quando il corteo delle tantissime barche starà per esaurirsi, la pantegana si porterà qui davanti al centro del canale e ci sarà lo scoppio. Attenzione, che lo faremo tutti assieme con un conto alla rovescia, dichiareremo aperto ufficialmente il carnevale veneziano. Molto bene, abbiamo qui con noi anche Marco Maccapani, Ecco, Matteo, direttore artistico del Carnevale. Sì. Quest'anno Matteo, è io un posso viaggio, parlare facciamo un viaggio o veramente mi speciale. sentono? Ieri sera abbiamo potuto assistere a una meraviglia. Sì, avete sentito, no? Che Giovanni Giusto ha detto che si stanno preparando a far partire ufficialmente il Carnevale di Venezia. Questo è abbiamo il catturato senso, una no? luna Il Carnevale vera, abbiamo catturato parte una in questo vera momento con Sì. la pantegana, no? Più che ieri era così una vigilia, una kermesse, una di kermesse, ma il presentazione. Carnevale parte adesso, parte fra qualche minuto. Sì, sentiamo Maccapani. Tutti quanti qui a cominciare questo carnevale, stupendo. Allora, questa idea dello sbarco sulla Luna, da dove ti è venuta fuori? Da dove questa idea è tirata fuori dal cilindro? Ma veramente è venuta agli ingegneri della NASA, a noi no. Beh, allora ringraziamo gli ingegneri della NASA che hanno pensato questa diavoleria di spedire un uomo sulla Luna e ringraziamo te di averci ripensato 50 anni dopo di usare di riportarlo a Venezia, una città che, come dire, è sempre stata comunque pronta ad accettare la sfida anche con l'innovazione, con la tecnica, come quella. Infatti il nostro logo, abbiamo visto i loghi, abbiamo visto i manifesti, vedono questa piazza San Marco trasportata nel futuro, dico bene? Dici benissimo, quest'anno vi vogliamo tutti in costume, vogliamo vedere alieni, vogliamo vedere il Settecento, vogliamo vedere chiunque sia contento di venire a Venezia e travestirsi, ma soprattutto che la Luna vi renda un po' matti. Assolutamente, infatti il bello sarà proprio questo, di contaminarsi, di contaminare
la tradizione del Settecento, del Rinascimento che abbiamo visto prima qui sul nostro palcoscenico, con gli alieni, con la fantascienza, mescolare Zorro con E.T. Sì. Allora, finalmente riusciamo a vedere la Pantegana. Sta arrivando la Eccola Pantegana. Non c'entra La topolona, la nostra topolona ecco. di Allora, Cannareggio. non c'entra molto con la Luna, no? Con Neil Armstrong, con Buzz Aldrin, che 50 anni fa hanno Però io toccato ti la assicuro Luna. che per le vie veneziane, quando c'è la luna, cioè quando è notte, tu cammini e qualche sorcetto cioè, ecco, appunto. non Quindi- ti viene incontro, scappa. Però e quindi insomma c'è un legame tra la Luna e la Pantegana, eccola qua. Questo- Insomma, mi dicevi che appunto il materiale è particolare ed è stata dura. Guarda, è stato rifatto, quindi io non so, quando è stato fatto all'epoca, 10 anni fa, è stata fatta di... non mi viene il nome, polistirolo, ecco, grazie, sì. E invece adesso compensato per il stirolo. adesso sembra cartapesta, giusto, a me è sembra, riuscito. no? No, non era cartapesta. È sempre allora. polistirolo. Forse questa sì. Però è così, in qualche modo è inquietante, perché all'interno c'è un sacco di cose, ci sono Palloncini, ci sono coriandoli, c'è un fumo colorato che adesso uscirà, quindi insomma È sarà posizionata sopra un sandalo. sarà un po' preoccupante. E queste barche, ecco che adesso cominciamo a vederle, queste sono tutte caorline. Queste allora. qui sono caorline. Caorline da Caorle, tra l'altro, Da no? Caorle, Da sì, Caorle. sì. Quindi in qualche modo Caorle ha insegnato ai veneziani a fare le barche. Beh sì, ma insomma Caorle... ho detto una cosa no, terribile. no. Insegnare no, ma poi contaminazioni, figurati. Secoli di contaminazioni. Anzi, quindi. i veneziani hanno dimostrato apertura mentale nell'accettare un po' di lezioni da Caorle, allora, in Ma qualche sì, modo, ma perché dai. no? Anche perché Laguna c'è qui e Laguna c'è là, no? Sì, E quindi erano tutte barche pensate proprio per essere veloci dove il Certo. fondale era basso, questo è il senso. Eccole qua, vedi che sono Vedi, diverse. e danno un bestiario a prua, hanno questo bestiario, vedi, Sì. che sono gli animali che si trovano in laguna. Sì. Ma vedi, Quindi ma il quelle sono masorin, più larghe, hanno la poppa e la prua più larghe, questa invece più affusolata, quindi c'è una differenza, no? sì, questa è un'altra barca, non è una caorlina. Quelle lì, questa sono quelle caorlina. Quello no, e vedi, è Quella arancione quella è una mascheretta a 4 remi, con... quella marrone in fondo è una caorlina. Ecco, devi spiegare Quando vedi 6 di solito è caorlina. cioè allora, dove ci sono gli egiziani, vestiti da egiziani, quella è... Sì, no, è un sandalo. È un sandalo, ok. Queste invece sono Queste sono caorline. caorline, ok. Quella è una gondola che ha il ferro, vedi la gondola. Tra l'altro, ecco, non abbiamo detto che la gondola ha la caratteristica di essere fatta con ben 12 tipi di legno, giusto? Di legno diversi, ma soprattutto è asimmetrica. Vedi Infatti. che bel gallo cedrone in punta della caorlina gialla, canarin si dice poi. Quella. Queste sono gondole. Ecco, come vedete anche i costumi sono vari, no? Cioè, io ho intervistato l'altro giorno Macapani durante la conferenza stampa che diceva basta con questo cliché del Settecento che è, anche Piero Rosa Salva lo diceva, è fantastico ma è giusto anche un po' sganciarsi da questo cliché, no? Quindi quest'anno sentitevi liberi di vestirvi assolutamente così. sì, queste sono le teorie, andiamo nella pratica. Tu eri una bambina tempo fa, poco tempo fa eri una bambina. Quanto era bello fare la ruota? Ah sì, con il tuo gonnellino? sì, Quanto era bello? certo. Allora lo fanno tutte le bambine, quando diventano donne mature, allora gli piace mettersi il panier che regge la grande gonna del Settecento. Quindi possono dire quello che vogliono, poi in realtà alle donne piace moltissimo la moda settecentesca. È vero, e forse anche agli con uomini. queste gonne ampie. Sì. Forse anche agli uomini piace moltissimo vestirsi nel Settecento, come gli uomini del Settecento, perché va detto anche questo, no? Nella storia dell'evoluzione del costume, che nel Settecento gli uomini si vestivano come dei pavoni. E
quindi erano vestiti coloratissimi con tinte pastello, che se si vestono adesso con quelle tinte vengono magari presi anche per delle persone un po' effeminate. Eccentriche. Ecco, e invece all'epoca era simbolo di prestigio vestirsi con questi vestiti appunto. Beh, certo, rosa, anche perché erano le azzurri, sete che venivano sete, dall'Oriente, no? Appunto. Quindi che erano costosissime, eccetera, no? Adesso, tanto che la Serenissima mise anche un freno a un certo punto. sì. Dopo invece con Ecco, scusami, della adesso rivoluzione... devo parlarti un Sì. momento, perché io ho conosciuto delle amiche carissime proprio di San Giuliano, della Canottieri Mestre, dove hanno messo un ulteriore punto delle donne in rosa. Queste che passano col Dragon Boat sono le donne in rosa, cioè donne che sono state operate di tumore al seno. E il movimento nasce in America da un medico che ha detto che vogare faceva bene proprio anche a eventuali aderenze dopo l'operazione. E quindi qui abbiamo 3 punti, uno a Cavallino, uno alla Bucintoro e uno ho saputo proprio ieri con il quadrifoglio della Canottieri Mestre, e sono queste donne in rosa che operate al seno si ritrovano per vogare e per superare tutte insieme la malattia. Certo, e anche questo è un bellissimo messaggio ed è giusto che se ne parli anche a Carnevale. No, appunto dicevo che nell'Ottocento, con in qualche modo l'imposizione nel mondo economico del borghese, il borghese ha cominciato a vestirsi in modo borghese e da lì ancora oggi non si è schiodato, giacca, cravatta, pantaloni, quello è rimasto. A me piaceva da Ussaro, ti confesso, da Ussaro con tutti gli alamari. Ecco, vedi? E l'incarico, la missione di rappresentare il prestigio della famiglia è stato scaricato tutto sulla moglie, capito? E Quindi questo credo le che donne sia ancora adesso si l'Associazione Nazionale Marinai d'Italia. Ecco. Quindi voglio dire, anche per gli uomini forse l'idea di vestirsi come si vestivano appunto questi nobili del Settecento, magari forse anche agli uomini in qualche modo piace. Questa non è barca tipica perché è la baleniera, questa è una, vabbè. E guarda che bella, quella tutta rosa, eccola lì. Ecco le donne in rosa, ancora donne in Bellissima. rosa. Io voglio molto Con tutti bene questi questa, disegni. anche perché grazie al campione olimpionico Daniele Scarpa per 3 volte ho fatto la Venezia a Pirano con le donne in rosa, vogando per questi 100 chilometri che ci dividono dalla parte opposta, da Pirano. No, è bello che l'abbiano... Delle signore che stanno affrontando ciò che stanno affrontando in una maniera davvero, da una parte coraggiosa, dall'altra parte stando insieme anche con un certo spirito, insomma. Certo. Senti, e questa barca con il teschio, barca pirata? Queste qua non è certo barca tipica, più che altro è africana, è un Dragon Boat, nei fiumi africani li trovi qua, no, però... Beh, Ligabue, c'è un po' di tutto, insomma. Ligabue ha donato, no, mi pare, al Museo di Scienze Naturali. No, certo. Passando lungo il Canal Grande la vedi anche esposta, no? Che è una barca che ha 3.000 anni, mi pare, no? No, diciamo che è una barca che va benissimo per le scuole, perché in questo modo fanno pagaiare, non remare, ma pagaiare tutti i ragazzi, perché è una barca che porta tantissimi, no? Non so esattamente quali, ma una classe ci sta. Quindi così se la cavano. In realtà però non insegnano la voga alla veneta. Qualcuno dice sì, ma però tutto sommato dai canali loro poi si divertono a pagaiare e poi passano al remo. Non lo so se sia vero che passano al remo, però diciamo che adesso è arrivata questa tradizione del Dragon Boat, ma con Venezia non c'entra niente. Certo, chiaro. Però insomma, cioè tutti siamo partiti in realtà da un tronco scavato, anche noi, perché per raggiungere da isola a isola all'inizio avevamo tronchi scavati anche noi, poi ci siamo affinati, però non è barca tipica certamente. Certo. Ecco questa Caorlina. Ecco, anche queste insomma più o meno sono sempre le stesse imposte. Beh, quella barca azzurra con la riga rossa è un gondolone. Ecco, dei gondoloni non abbiamo parlato. Sì, sono gondole più grandi, insomma. Dove ci mettevano il felz, allora, la gondola veniva usata per il trasporto così delle famiglie. La gondola persone, quindi fa parte del trasporto persone.
della mobilità delle persone. E il gondolone era stato il pensato gondolone per trasportare... anche per metterci anche il Fels, c'è la struttura chiusa che c'erano, mentre Caorline barca da trasporto e anche la Mascareta è una barca da... Ecco, questa è la Mascareta con questi per muoversi, per vestiti spostarsi. da corsari, diciamo, corsari del Non so. Settecento. Oppure no? Hanno queste, panettieri del Settecento. hanno questi pantaloni alla zuava, come mai? Beh, faceva parte del Faceva costume parte del storico. costume Sì. di chi... Lo No, trovi ma- nei No, quadri. perché sono alla zuava, però sono legati, vedi, con un laccio. Beh, Cioè... potrebbe essere la divisa di una corporazione. ecco. Magari, appunto, non ho scherzato, Sì. panettieri, potrebbero essere Sì, panettieri, no, perché appunto nel Settecento panificatori avevano o... i pantaloni alla zuava, ma erano stretti, aderenti fino al ginocchio. Questi invece sono proprio larghi e quindi per quello dico. Poi senti un'altra cosa, vedo che qui il gondolone è anche colorato, no? Perché c'è stato un momento che le gondole erano tutte colorate, poi si è deciso per risparmiare, non si capisce qual è la leggenda, per risparmiare... Bah, la leggenda, Sì, la per storia risper- dice che per risparmiare venendo su- la peste, venendo la peste, le gondole sono state poi dipinte di nero in segno di lutto, avendo più che dimezzata la popolazione a Venezia con la peste, quindi è un lutto che si è protratto poi nel tempo. E si dice che poi, una volta dipinte di nero, siano rimaste così proprio perché la Serenissima ha sempre tentato di frenare lo sfarzo, troppo sfarzo non andava bene. Non va bene, quindi insomma un po' il lutto e un po' questa cosa del risparmiare, insomma, no? Nel momento... Perché poi in effetti c'è questa... Ecco Maristella, scusami se ti Ecco, fermo, sono maleducatissimo, ma giochiamo così in casa. Questa è la Peata, questo è la l'unico famosa. esemplare di Peata, che una volta ce n'erano moltissime, andavano anche a vela, per portare i grandi materiali, adesso è coperta, ma chiaramente ha tutto il fondo dove è caricabile, e questa è stata costruita da Amadi appena dopo la guerra, negli anni 60 appunto. È stata presa dalla SIP. Qui con questa barca, proprio questa, sono stati calati i primi cavi telefonici in laguna ed è l'unico esemplare rimasto. No, posso dire, mi emoziona un po'... Remato da 10 vogatori, vedi? Mi emoziona un po' pensare che questa è una barca antichissima, no? Che sì. questa anche nel 1400, nel 1300 magari qualcosa del genere circolava, Assolutamente no? sì, assolutamente sì. Quindi C'era bisogno di trasportare grandi merci, insomma. Ecco, quindi è bellissimo pensare che sono passati 700 anni e ancora c'è ancora questa barca. 700 anni fa vedevano questa barca, quindi questa è una cosa che fa Qui abbiamo i cuochi, vedi? sicuramente impressione, molto bello. Ecco. Ma per esempio le Caorline hanno sempre avuto, una volta finito il loro lavoro, come appunto erano barche da lavoro, avevano sempre un aspetto così frizzante. La gara delle Caorline, della regata storica, era fatta dalle varie isole che si combattevano, quindi ogni Caorlina di Sant'Erasmo, Murano, Burano, Pellestrina, ed era arricchita da degli elementi che contraddistinguono questi posti, quindi Burano col pesce e Sant'Erasmo con le verdure, erano addobbate, e il premio veniva dato sì alla gara, ma veniva dato anche alla decorazione. Dopodiché la gara ha avuto sopravvento, hanno tolto le decorazioni e noi abbiamo la regata delle Caorline, regata storica, dove non c'è più nessun orpello, c'è la barca e basta. No, davvero, che questa è un'altra curiosità. Per anni e anni e anni la regata delle Caorline prevedeva proprio rete da pesca, i frutti, i pesci. Certo. Sì, diciamo che la storia della Guarda barca questo legata alla pesce pesca, strano. c'è poco da fare. Guarda a prua hanno messo sulla Caorlina questo pesce. Sì. Questo pesce, la testa di pesce è simpaticissima. E questa rimane così, cioè la testa di pesce è fissa, non è che è stata aggiunta per carnevale. No, sta aggiunta per carnevale. Ah, ecco, Sì, quindi poi viene... la tolgono, ecco, Sì, appunto, viene tolta. quindi...
Ma non è che poi questa barca qui la mettono via per l'anno prossimo o la usano anche durante l'anno per Guarda, gli spostamenti? la usano per Sono gli spostamenti, sono per cimeli- il tempo libero. Ah, ecco, quindi non sono cimeli... Perché difficilmente adesso le cauline vengono usate per lavoro, e sono i mototopi che vengono usati per lavoro. E le cauline vengono usate per un giorno Tullio, Maristella e qualcosa, no, si ma io mettono dicevo d'accordo e proprio vogano. quella barca lì, cioè, non E è fa che- parte di una remiera. alcune barche, le remiere se le tengono lì, Le tengono, le custodiscono, le manutendono e poi per gli associati vengono usate per andarsi a fare il giretto. Ah, ecco, appunto, sì, non le usano più. Ecco, questa è Questa è un connubio tra il vaporetto sì, e una barca, cioè ci sono questa è proprio estrema le fantasia. ringhiere del vaporetto. Una poppa da vaporino. È un po' uno scherzo, no? Ancora Dragon Boat. Ecco, e questi gruppi mascherati in effetti sono tutti molto vari, devo dire, no? Cioè, Questi io sono degli non elfi, vedo, come si sono questi? non vedo nessuno con vestiti d'epoca, si sono tutti ispirati, No, come sono aveva tutti- chiesto il direttore artistico Marco Macapagni, aveva detto ispiratevi ai fumetti, ispiratevi... Sì, quindi sono degli elfi. Eh sì. Questo è 700 però, vedi anche con la parrucca. Sì, loro sì. Anzi, devo Questi dire che sono proprio proprio da degli 700. elegantoni. Degli elegantoni, sì. Sì. Questa è una caurlina proprio carnevalizia, vedi ci sono i Questa coriandoli. Questa è bellissima, si è ispirata ai boschi, no? Sono gli gnomi, anzi probabilmente forse Sì. vogliono anche ricordare un po' quello che è accaduto purtroppo nel Bellunese. Ecco. Ma sono veramente 700 vogatori abbiamo detto, no? Sì. E 120 barche, quindi davvero un corteo enorme Nutrito, sì. che si stanno... Questo è un altro gondolone, vedi che passa. Infatti si stanno cominciando a In ormeggiare... veneziano, a ingrumar. A ingrumar, come si dice. Ormeggeranno... Ad aggrumarsi. Sì. E che esiste in italiano, non so, aggrumavo. Può Non darsi. so, dobbiamo Mi cercare suona, dei mi suona vocabolari. bene però, mi suona bene. Allora, Casomai telefoniamo alla Crusca. allora guarda, io ho scoperto recentemente andando a Creta in vacanza che per esempio il detto tessimagro in Candio Sì. è legato proprio a Creta, a Candia. Perché quando i turchi hanno finalmente purtroppo per i veneziani, sconfitto i veneziani e costretto a scappare i veneziani, non erano pronti perché erano convinti di potersela fare a fronteggiarli ancora. E quindi quando sono saliti sulle navi per scappare, assieme anche con molti greci, perché Venezia è piena di greci, Sì. i greci hanno molto legato con i veneziani, si sono trovati senza viveri, quando sono arrivati magrissimi e da lì è nata la frase tessimagro in Candio. È bellissima questa espressione e questo la dice lunga secondo me anche proprio sulla ricchezza proprio di linguaggio, della creatività dei veneziani, no? E come tutti gli anni. Che è appena nata, approfitto per salutare la mia nipotina Sì. Electra che ha solo 4 mesi e poi nonna 1 e nonna 2, loro sanno cosa vuol dire. Ecco, e chiaramente 4 mesi piccolina non può camminare, però... Ma il prossimo anno la vesto... Da 700. No, come vorrà lei, dai. Come vorrà lei, dai. Se col ditino mi farà vuol dire che quello è il vestito giusto. Certo. Ecco, vedi, poi c'è... Ancora i miei tesori, lì in fondo le donne in rosa, guarda come si donne in sono rosa, eccole là. vestite. Fantastiche, fantastiche. Tra l'altro hanno la base proprio a San Giuliano, no? Sì. Hanno la base a San Giuliano. Uno alla Barca San Giuliano, Una uno barca sono San del Giuliano, Bucintoro, infatti. realizzate l'associazione reale, l'associazione Bucintoro, e l'altra è a Cavallino, sono i 3 punti così. Ed è bellissima la cerimonia dove si trovano tutti in laguna, tutte, e lanciano una corona nell'acqua per coloro di loro che non ce l'ha fatta. Certo.
No, devo dire che comunque, e questo bisogna anche dire quanto bravi sono i medici e i ricercatori, cioè la ricerca scientifica sta facendo veramente dei passi notevoli per sconfiggere il cancro in generale. E non se ne parla mai abbastanza, ci sono queste persone che veramente vivono per aiutare le persone a farcela. Sono dei medici che appunto amano molto il loro mestiere, si parla di malasanità, si parla di questo, di quello. Sì, poi ci non si parla invece di quanta gente in questo settore davvero ama l'umanità e fa di tutto, senza orari, oltretutto. Eh sì, ormai il Rio si sta riempiendo. Guarda che bella mascheretta filante, sì. Bellissima. Ci sono dei momenti dell'anno che questo Rio si riempie di barche per qualche motivo particolare, essendo un Rio molto popolare? È la Vogalonga. La Vogalonga, questo... Vogalonga, sì. Poi con i tassi che ci sono, purtroppo vanno anche spesso più veloci di quanto dovrebbero andare, con i battelli ACTV che hanno aumentato il numero delle corse anche per appunto ovviare ai problemi. Insomma, andare a remi non è semplice. Non è semplice. Tanti ci rinunciano perché può essere anche pericoloso. Insomma. Senti Tullio, questa barca è bellissima in legno, questa proprio è tirata a lucido, a cera proprio, è bellissima, no? Sì. Però non so dirti esattamente che tipo di barca sia, perché ci sono anche delle barche atipiche, cioè ci sono delle barche che nascono in un modo e si dice che nascono durante la lavorazione, a volte hanno la poppa di un tipo e la prua per esempio di una caolina o di un... Sì. Questi sono 700 con questa gondola. Qua abbiamo una vogatrice vestita da Alice del Paese delle Meraviglie. Sì. Bellissimo. Però io quando mi capita di passare durante l'anno vedo per esempio dei banchi di pesce lungo questo Rio, perché è ancora rimasto come un tempo, no? C'è ancora questa rete commerciale di una volta da queste parti, no? Sì, assolutamente sì. Ce ne sono ancora e hanno anche del pesce molto buono, devo dire la verità, perché è un pesce freschissimo e entro le 10 della mattina è già consumato. Insomma. Quindi chi abita qui insomma scende, si compra il pesce. Qui io ne ho due attaccati, uno è accanto a Ponte delle Guglie e l'altro è all'inizio di Strada Nuova, quindi a 50 metri uno dall'altro. Ecco, appunto, e danno entrambi dell'ottimo pesce. Ecco, quindi tu sei veneziano proprio che vive anche i problemi della città, sei proprio qui del quartiere, del Sestiere, quindi per le cose, per la spesa grossa vai al supermercato naturalmente, perché non hai negozi qui. Vai a Mestre. Vai a Mestre, ecco, quindi il veneziano che abita qui... Anche se ormai diciamo che i supermercati a Venezia ce ne sono molti, ne hanno aperti molti, a Rialto ce ne hanno aperti 2, uno attaccato all'altro, figurati. Ma infatti i pescivendoli di Rialto si lamentano proprio di questo, del fatto che sono stati costruiti 2 supermercati vicini che hanno fatto morire Rialto, secondo loro. Perché i supermercati hanno sicuramente fatto morire Rialto. E quindi insomma... D'altronde aiuto lo si diceva ai primi supermercati aperti a Venezia. Però non è stato possibile. Non ce l'hanno fatta. Verdi e marroni, cosa possiamo dire? Gruppo Manzoniano Luce, cosa possiamo dire di queste 2 barche? Questa è sull'Adda. Perché sono molto larghe. Sì. Queste sono barche da fiume. Sono? Barche da fiume. Sì, sì. Eccoci qua. Perché sapendo della festa ed essendo iscritte tutte queste associazioni al coordinamento delle associazioni remiere, abbiamo gente che viene da Firenze, gente che viene dalla Lombardia,
soprattutto i paesi e le città toccate dal Po. Cremona, ad esempio. Cremona è molto presente con le sue barche e ci sono anche barche da fiume, barche anche del lago di Garda. Quindi sta diventando un'altra Vogalonga anche questa in piccolo. No, No? diciamo che io a Carnevale così nutrito non ho mai visto un corteo acqueo. Ecco, tu appunto che è da 10 anni che lo vedi, è cresciuto rispetto al primo anno? Sì, è che assolutamente cresciuto. E poi in autunno c'è una cosa che ha fatto il coordinamento della Zona Ramiere sempre, che è la regata delle 50 caorline, che è diventata invece 60-70 ormai caorline. Recuperarle tutte è difficilissimo. Certo. Eppure ci sono riusciti e da tutta Italia vengono a vogare queste caorline e a partecipare a questa grandissima regata. Figurati 60 caorline che si muovono insieme in regata, che fronte, no, di acqua spumeggiante, certo, che fanno. E lo fanno dietro il canale della Giudecca. Coloratissimo tra l'altro. Sì, sentiamo giusto, sì. Lasciamo la Pantegana uscire. Ecco, quindi le barche che devono ancora sopraggiungere sopraggiungere si fermano. Giustamente stanno dando indicazioni su dove posizionarsi perché sono tanti. Perché si sta avvicinando il momento clou, diciamo. Ecco, guarda che questa barca che quanti remi sono? Sono 1, 2, 3, 4... 2, 4, questa è un'ammiraglia, 6, 8, vedi? 10. Sono 10 è un'ammiraglia diesona. Senti, e il legno, che legno è? Che questo legno stupendo, verniciato? È molto compensato marino di solito, verniciato. Beh, questa è una barca stupenda, bellissima. Questa è bellissima soprattutto per la prua. Io credo che sia del Patavium, credo che sia di Padova questa. Ma mi sembra dalla prua, riconoscendola dalla prua. Quindi è arrivata lungo il Brenta questa barca, secondo te? Sì. Sì. Anche perché a Patavium là ci sono dei canottieri fortissimi, sono gli unici del Veneto che possono veramente vantare una scuola di canottaggio che ci aiuta anche per le repubbliche marinare. Perché... Però questa è voga alla Veneta, cioè loro vogano alla Veneta, non è canottaggio. Cioè... No, vogano alla Veneta. Quindi questa barca... Però è per dirti la potenza che loro hanno. Sì, ma questa barca secondo te si può manovrare anche col canottaggio? Queste barche? No. No, solo con la voga alla Veneta. Sì. Come diciamo noi vediamo, eccola là, la Pantegana, finalmente l'abbiamo vista. Ecco, vedo... 2, ecco, 1. Il fumo colorato sta già uscendo, ecco i palloncini. Ecco, e in questo momento bisogna capire da che parte vanno. Non l'è Chupat, però... No, bisogna vedere in quale direzione vanno e a seconda della direzione Giovanni Giusto ha detto si decreterà. È un po' indeciso, È un po' indecisa. Si stanno andando Mi sembra che vada verso Piazza San Marco. Non è facile da qui sotto percepire, di qua comunque mi sembra, verso di noi. Guarda, è bellissimo perché disegnano, creano come un disegno, molto belli. Ecco Matteo, fai sentire Giovanni Giusto, vediamo se ha deciso come andrà la stagione remiera. Al prossimo anno. Dai, speriamo bene, dai. Al cerimoniere. E in fondo tutta questa gente che è in barca è gente che con la loro presenza testimonia la voglia che il remo e che la voga alla veneziana o alla veneta sia sempre viva. Certo. Sì, fai sentire. Per noi, per tutti voi, ce l'auguriamo e soprattutto un carnevale pieno di divertimento. Quindi adesso con calma, senza fretta, è domenica, piano piano sgombreremo le nostre rive, senza fretta, cominceremo a liberarci. Allora stanno cominciando a fare... Sì, ecco, stavo dicendo appunto che hanno salutato, stanno cercando di far defluire con molta calma tutti.
perché insomma in questa fase in cui sono tutti assiepati lungo la riva è sempre un po' difficile riuscire a muoversi, quindi insomma bene. Il carnevale insomma è stato decretato ufficialmente. Abbiamo aperto il carnevale. Abbiamo aperto il carnevale, siamo stati testimoni di questo grande Io devo evento. ringraziare Televenezia di avermi chiamato, No, grazie a Maristella, noi. perché ho vissuto con voi questo avvenimento. Grazie Tullio, noi ringraziamo te, sei stato davvero un tesoro, ci hai così raccontato delle curiosità che davvero noi non sapevamo, non so, magari i veneziani qualcuna la sapevano, però insomma è davvero interessante e sei una miniera d'oro, davvero. Sei il Wikipedia veneziano. Insomma, sono orgoglioso di essere veneziano ed imparare è sempre bello. Ecco, anzi di più perché Wikipedia qualche errore ce l'ha, visto che ha fatto di gente che appunto posta continuamente notizie, a volte non sono neanche esatte. Niente, e noi ringraziamo anche la natura che ci ha dato una giornata così davvero stupenda e quindi speriamo che continui così per i prossimi giorni, vediamo come sarà il prossimo fine settimana con i due angeli che voleranno del campanile e il corteo delle Marie. Intanto direi che possiamo concludere qua questo collegamento, giusto Matteo? Possiamo salutare? Questa maratona televisiva. Ringraziamo i nostri spettatori, telespettatori che hanno avuto la pazienza, la curiosità anche di vedere questa... Anche perché non è stato facile fare questo collegamento, perché avremmo dovuto appunto avere telecamere lungo tutto il canale grande. Che in diretta siamo gli unici. Siamo gli unici ad aver fatto la diretta e come primo anno insomma non è male, l'anno prossimo ci organizzeremo meglio, come si dice, no? Saremo in barca il prossimo anno. Per i miracoli non siamo ancora attrezzati, però intanto insomma qualcosa abbiamo fatto e speriamo davvero di continuare, di fare qualcosa di meglio l'anno prossimo. Quest'anno comunque è già andata benissimo, come vi ho detto abbiamo una squadra fantastica, ve li ricordo di nuovo, il nostro regista Matteo Zanetti, Fulvio Pastrello, Alessandro Russo, Giulia Camiciottoli, Martina Perugina, Allegra Civai, Federico Conte, Renato Bortoletto e noi due. Grazie davvero ragazzi, siete stati bravissimi, una grande squadra e vi ringraziamo davvero di cuore. Matteo, posso salutare? Un secondo mi dice. Posso salutare? Buon carnevale a tutti! Ciao a tutti e buon pranzo!